Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata, un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10 circa e sarà con noi anche quest'oggi per replicare quanto accaduto la scorsa settimana. Sarà con noi Alessio Colautti per un paio d'ore dalle 8 alle 10, quindi canteremo e sorrideremo insieme ad Alessio e forse anche ad altri ospiti, per cui questa sarà una puntata, una sorta di happening, se vogliamo. Il numero di telefono a cui intervenire è sempre 040 977 8910, l'indirizzo di posta elettronica è svegliatrieste@tele4.it. Siamo in attesa, come sempre, delle vostre telefonate e delle vostre email e anche magari se vorrete dopo fare qualche stramberia assieme a noi. Allora, però, cominciamo questa prima parte, come sempre, con il meteo. Vediamo la situazione generale. Sull'Italia, oggi e domani, l'estensione di un promontorio anticiclonico manterrà stabilità atmosferica. Fra lunedì e martedì una blanda depressione interesserà il Mediterraneo e solo marginalmente il Friuli Venezia Giulia, favorendo l'afflusso di correnti da est-nord-est nei bassi strati. Per quel che riguarda le previsioni per oggi, nella prima parte della mattinata cielo variabile, successivamente cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino sulla costa, specie sul settore orientale e sul Carso, soffierà Borino, in giornata venti a regime di brezza. Per domani tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, sulla costa al mattino possibile Borino, in giornata venti a regime di brezza. Invece la tendenza per lunedì parla di cielo da variabile a nuvoloso con possibili deboli piogge sparse sulle zone più interne della Carnia e qualche debole nevicata oltre i 2000 metri. Su pianura e costa soffierà bora moderata sostenuta a Trieste. Questa è la prima pagina del Piccolo che adesso ingrandiamo per leggere meglio. Subito sotto la testata, allarme Electrolux, sostegno Unione Europea anticrisi. Con i dazi statunitensi sull'acciaio il nord-est va in difficoltà. Tregua appesa ad un filo, Hormuz chiuso, l'ira di Trump, gli aeroporti presto a secco. Percorso ostacoli per la struttura che sta faticosamente sorgendo al magazzino 26 del Porto Vecchio, l'allestimento è il nodo principale, Museo del Mare in salita, ritarda il cantiere aperto nel 2022, ci vorranno altri 2 anni, costi esplosi, mancano 13 milioni di euro. Sto sorridendo perché ho preso una paura. Qualcuno è entrato in studio per farmi un favore, ma insomma un po' distratto come al solito. Dunque, poi gli atti che incastrano i falsari delle sigarette, il Piccolo torna e siamo tornati anche noi fra l'altro sulla operazione della Guardia di Finanza. Blackout all'Istituto Volta, 750 studenti mandati a casa. Qualcuno potrebbe dire beati loro, ma questo è un altro discorso. E torna il ticket per entrare al Pedocine. Ultime settimane di ingresso libero al bagno Lanterna, perché insomma, con l'inizio della stagione balneare si paga il biglietto per entrare. Non so se siamo già alla fine, no, c'è ancora, 90 anni di scrittura per Anna Maria Mori, firma storica di Repubblica, nata a Pola, ha scritto quel bellissimo libro che si chiama Bora e che appunto racconta la sua, ma verrebbe da dire anche conseguentemente la storia di molti istriani dell'Esodo. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Piccolo. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, sotto la testata il premio Nobel Parisi, l'Europa diventi il motore della ricerca. Poi domani, per quel che concerne l'uscita della lettura, che è il supplemento culturale del Corriere della Sera,
l'omaggio di Bologna all'anniversario di Collodi. Negoziati al via tra le minacce, i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, costo dell'energia, l'inflazione negli Stati Uniti sale al 3,3%, Trump se va male userò armi più potenti, Israele non ferma i raid su Beirut. Paura e rovine, il Libano è in ginocchio. Allora, Carlo Verdelli fa il punto sulle elezioni ungheresi, il rischio di perdere l'Europa, poi c'è però, vedete, di spalla, moglie e figlie avvelenate, lascia l'avvocato del marito, si sta parlando del giallo di Campobasso. 4 ore di summit di Forza Italia a Mediaset, fiducia a Tajani dai Berlusconi, si tratta sui vertici, poi Salis anti-Meloni, potrei pensarci, e invece Emanuele Fiano sarebbe pronto a lasciare il PD. Salta il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Allora, sulle questioni interne al centro-sinistra e su chi andrà a sfidare la Meloni si può leggere il caffè di Massimo Gramellini. Silvia Salis, attenti, Silvia Salis è l'attuale sindaco di Genova. Silvia Salis ha detto che è disposta a sfidare Giorgia Meloni se glielo chiedono, però non vuole fare le primarie. Anche Giuseppe Conte aveva detto che è disposto a sfidare Giorgia Meloni se glielo chiedono, perciò vuole fare le primarie. Eppure Elly Schlein, primarie o non primarie, continua a dire che è disposta a sfidare Giorgia Meloni, però non riesce a capire perché non glielo chiedono, o comunque non tutti e non abbastanza. Il karma del centro-sinistra è implacabile. Quando si presenta diviso perde, ma se si compatta lo fa vergognandosi di affidare la guida della coalizione al leader del partito più votato, come avviene in tutte le altre democrazie dell'universo. Così costui o costei, dal giorno dopo le elezioni eventualmente vittoriose, comincerà a fare la guerra a chi considera un usurpatore chi governa con i suoi voti. Non è uno schemino tanto difficile da capire, eppure si ripete da decenni con millimetrica precisione. Come spezzare la ruota delle morti e delle rinascite del centro-sinistra? Una soluzione rivoluzionaria consisterebbe nell'osservare i potenziali elettori, quelli che negli ultimi tempi hanno riempito le piazze in difesa di Gaza e le urne in difesa della Costituzione. Non sono andati dietro a un nome e tantomeno a una faccia, ma a un'idea. Forse, prima di scannarsi per decidere a chi tocchi ritirare lo scontrino per Palazzo Chigi, ai politici di centro-sinistra converrebbe mettersi d'accordo su qualche idea, sempre che ne abbiano. Allora, cominciamo la lettura delle pagine interne del Piccolo. Saltiamo le pagine di politica estera perché le affronteremo con il Corriere della Sera. Ecco, vedete anche la politica italiana. Silvia Salis apre a sorpresa, se lo vogliono ci sono, la sindaca di Genova conferma la disponibilità in caso di una richiesta unitaria. Resta fermo il no alle primarie, ma considera la candidatura contro Meloni. La Premier intanto teme Conte, l'amico di Trump, e lui è pronto a strappare il testimone alla Schlein. In Ungheria è sfida alle urne, Trump tira la volata a Orbán grida il complotto, l'opposizione cospira con le intelligence straniere, il rivale Magyar è ancora in testa ai sondaggi per un paese umano e pacifico. Presenti oggi e domani i guardiani dell'Ocse per verificare la correttezza del voto. Allora, andiamo ancora avanti con il Piccolo. Allora, violenza di gruppo nel Cuneese, stupro dopo la promozione in Serie C. Una ventenne accusa 3 ex giocatori del Bra di aver abusato di lei a maggio. La ragazza ha in seguito tentato il suicidio. I legali della difesa si affidano a un video che smentirebbe la tesi della studentessa. Ancora incidenti sul lavoro, ancora il caso Campobasso. Ecco le prove che incastrano, chat, scontrini e versamenti, ecco le prove che incastrano la banda delle sigarette false.
il triestino Moreno Kraljevic e il suo collaboratore Maurizio Musizza avrebbero garantito la logistica alla fabbrica clandestina di Gonars. Nei conti dell'imprenditore oltre 110.000 euro versati in contanti. Allora possiamo vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri proprio sugli sviluppi di questa inchiesta della Guardia di Finanza. Che soprattutto vedeva una società nazionale che faceva capo a cittadini italiani, che era stata sedotta da questa organizzazione dietro corrispettivo o dietro altre utilità economiche, cosa che ci ha sorpreso da una parte e preoccupato dall'altra. Il riferimento del comandante della Guardia di Finanza di Trieste, Stefano Comentucci, è Moreno Kraljevic, 49enne triestino, figura nota in città per l'attività nel settore dei traslochi e dell'autotrasporto e per l'impegno nelle cause indipendentiste. Rappresentante della TLT Traslochi, nome che tra l'altro richiama il territorio libero di Trieste, è tra i principali indagati raggiunti da misura cautelare ed è detenuto al Coroneo con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, contraffazione e impiego di manodopera irregolare. Gli inquirenti lo indicano come uno dei riferimenti logistici dell'organizzazione. Secondo la ricostruzione avrebbe messo a disposizione strutture ritenute centrali. Il capannone di Gonars, trasformato in opificio clandestino capace di produrre fino a 1 milione di sigarette al giorno, è un magazzino a Remanzacco utilizzato come deposito. Di tutte le operazioni logistiche del sito si sarebbero occupati diversi complici, dall'approvvigionamento del cibo allo smaltimento della spazzatura, dal gasolio per il generatore all'acquisto di pezzi di ricambio. Mansioni che secondo gli investigatori sarebbero state svolte proprio da Kraljevic insieme al collaboratore udinese Maurizio Musizza. Il 49enne è noto anche per il passato nel movimento Trieste Libera, con iniziative di protesta legate allo status della città. Nel febbraio del 2014, in occasione del cosiddetto ultimatum all'Italia, partecipò al blocco della bretella del Porto Vecchio. Per quei fatti arrivò una condanna a 2 mesi e 10 giorni, senza sospensione condizionale, nei confronti di 2 attivisti, tra cui lo stesso Kraljevic. Il movimento ha precisato però che Kraljevic non risulta iscritto dal 2014, respingendo ogni accostamento che possa danneggiarne l'immagine e le attività. Prendiamo le distanze da quello che è sicuramente, giornalisticamente parlando, da parte di chi ha fatto questi servizi, è ampiamente scorretto. Siamo stati praticamente additati come movimento, quasi fossimo responsabili di una cosa in cui non c'entriamo nulla, perché sarebbe stata commessa da una persona che era iscritta al movimento più di 12 anni fa. Poi si generano purtroppo spiacevoli conseguenze, anche perché le persone che vengono messe alla gogna e che non c'entrano nulla si trovano indifese di fronte agli attacchi che subiscono in rete. Allora, Corriere della Sera, come dicevo, concentriamoci sul Corriere per quanto riguarda la politica estera e le questioni che hanno a che fare con la guerra in Oriente. L'ora dei colloqui in Pakistan, Trump, accordo colpiamo, la minaccia del Presidente degli Stati Uniti, sono vivi solo per negoziare, partono bene questi negoziati, le condizioni dell'Iran, Hormuz passano 9 navi, Israele, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, no alla tregua con il Libano durante la trattativa. Aeroporti all'Europa, ancora 3 settimane, poi i voli saranno a rischio, lettera a Bruxelles, kerosene sempre più carente. Ancora 5 punti per una possibile intesa, nodi difficili da sciogliere, dal transito libero nello stretto all'arricchimento dell'uranio e alle milizie alleate. Tra l'altro il primo ministro britannico Starmer ha discusso con Trump di opzioni militari per riaprire alla navigazione lo stretto di Hormuz. Dagli Appalachi a Islamabad, l'ex isolazionista J.D. Vance è la partita da mediatore, cantore dell'America First, come globalista perde credibilità. Tra i repubblicani giovani negli Stati Uniti, il 57% non ha un'opinione positiva dello Stato ebraico. Israele, i raid su Beirut proseguono, Netanyahu in calo nei sondaggi, telefonata molto tesa tra il Premier e Trump, annunciati colloqui di pace con il paese arabo. Nel sud del Libano, senza tregua, ponti distrutti sul fiume Litani, interi distretti sono isolati. La guerra vista da Sidone e dai campi profughi, siamo in trappola. L'IDF dice uccisi 180 miliziani.
Ancora, l'inflazione negli Stati Uniti schizza al 3,3%, la spinta della benzina più 21,2%. Per i carburanti si tratta del più grande aumento dal 1967, la fiducia dei consumatori è ai minimi. C'è un nuovo spread in Italia tra energia da gas e solare, nelle ore di luce prezzi azzerati, boom di metano russo in Europa più 38%, le opzioni sulle batterie. Meloni sente al-Sisi, tregua subito, la missione del governo a Beirut, lunedì andrà Tajani, dalla sicurezza al blocco navale, le priorità dell'esecutivo per ripartire. Il primo ministro francese il presidente francese si è recato in visita al Vaticano, il Papa, Cristo non sta mai con chi lancia le bombe. I luoghi sacri dell'Oriente profanati dalla blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, il discepolo di Cristo non sta mai con chi lancia le bombe. Mattarella Praga, molto grave aggredire le corti internazionali, e poi adesso siamo alla politica italiana, ma prima di concentrarci su questo andiamo c'è il collegamento con la sala operativa della polizia italiana, della polizia locale, e siamo in compagnia dell'agente scelto Marco Cernecca, che saluto. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale, sì, che vede il traffico veramente scarso su tutta la rete viaria. Non abbiamo al momento nessuna segnalazione di incidenti o di altri intralci. La notte è passata con alcuni interventi di routine e il rilievo di 2 sinistri stradali, uno in salita di Montanelli. Entrambi i sinistri sono stati a carattere di solo danni. Il secondo è avvenuto in via Svevo Dalviano e ha visto anche il danneggiamento di un impianto semaforico che è stato comunque messo in sicurezza al momento, e nella mattinata la ditta dovrebbe effettuare il ripristino. Ricordo che per oggi abbiamo degli appuntamenti nel pomeriggio o nell'arco della serata, che vado adesso a citare, con inizio alle 14:30, ricordo la partita presso lo stadio Rocco Triestina Giana Erminio, e noi saremo già sul posto alle 12:45 per il consueto servizio di viabilità. Ricordo la chiusura di via San Pantaleone e i divieti di sosta saranno presenti come al solito in piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Alle 15 invece ricordo che è previsto un corteo, la partenza chiaramente alle 15, da Campo San Giacomo, e si snoderà lungo la via dell'Istria verso Largo Pestalozzi per ritornare in via dell'Istria a Campo San Giacomo, scendere in via Caprin e via Molino a Vento, poi da viale D'Annunzio portarsi in via Conti con un arrivo previsto in piazza del Perugino. Ci sono ancora in agenda 2 appuntamenti per quanto concerne la Pasqua ortodossa, entrambi con inizio alle 23:30. Il primo attorno al Tempio di via San Spiridione sarà fatta una processione dei fedeli, anche lì saremo sul posto per ausilio viabilistico, e sempre alle 23:30 come dicevo in via dell'Istria Civico 77 per i riti appunto della Pasqua ortodossa. Saremo presenti per chiusura strada in quanto i riti saranno effettuati all'esterno della chiesa. Ricordo ancora la chiusura della Galleria Carso direzione Venezia, dovrebbe perdurare fino al 12 aprile sempre che non ci siano novità anche da parte di ANAS. Ultima cosa, i parcheggi sulle rive sono interdetti in quanto questa notte è già giunta la nave, per cui ricordo anche appunto per la ricerca di parcheggi quella zona non è agibile. Meglio neanche pensarci meglio neanche pensarci, esatto, e quindi probabilmente potrebbero esserci conseguenze
anche per quanto concerne il Park San Giusto, dove comunque abbiamo certo. un servizio di controllo della zona Teatro Romano e Punta del Forno, chiaramente, per non andare a intasare quella direttrice. Ultima cosa, appunto, sempre sulle rive ci sono dei cantieri in atto, quindi vari restringimenti, quindi anche attenzione a chi transita in quella zona. E al momento per la giornata mi sembra che sia già abbastanza, per cui vi ritornerei la linea augurando una buona mattina. Grazie agente Cernecca, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo durante il telegiornale delle 13:20, logicamente ove fosse necessario comunicarci qualche cosa noi siamo a disposizione, speriamo di no, non per non sentirla, ma perché vorrebbe dire che è successo qualche cosa che non sarebbe dovuto succedere. Ecco, insomma. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata. Allora, dicevamo politica interna, Corriere della Sera sempre, 4 ore di incontro a Mediaset, Tajani-Berlusconi via al rilancio di Forza Italia, il vertice con i figli di Berlusconi, gli azzurri fiducia rinnovata, il dopo Barelli non risolto, gli ostacoli su Costa. Sul partito si prende tempo per evitare rotture, la D di Fininvest fa scouting, Pellegrino ieri al tavolo, vaglia i curriculum per le facce nuove. Omaggio alla polizia, la difesa del DL sicurezza, il ritorno di Piantedosi che ignora il caso Conte. E qui c'è la partita, diciamo così, all'interno del centro-sinistra. Salis in campo, io l'anti-Meloni, se me lo chiedessero potrei farlo. Prenderei in considerazione la richiesta, gelo di PD del Movimento 5 Stelle e lei finirò il mandato a Genova. Non ho capito se fosse candidata, se è stata appena eletta, vabbè comunque bon dai. Piemonte, chiuso il caso, c'è una battuta sottile sulle somiglianze con la Meloni, dice mi chiamo Silvia, ma sì, sono madre, sono cristiana, sono sposata. Governo in difficoltà, priorità al programma, poi per i leader si voti ai gazebo e online. Questo lo dice Stefano Patuanelli, triestino, capogruppo al Senato. Renzi su Conte, credo si sia reso conto che far cadere il secondo governo fu un errore e da lì che è nata la forza sul piano politico dell'attuale Presidente del Consiglio. PD, non ci sarà il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv e Emanuele Fiano è pronto all'addio, la richiesta del Partito Cittadino a Sala, Quartapelle, che con tutto il rispetto non so chi sia, dice non condivido. È una parlamentare del PD. Mai sentito una distanza così grande, mi aspetto una chiamata dal Nazareno, l'ex deputato, deciderò anche dopo il voto sulla legge sull'antisemitismo. Nomine, opposizione all'attacco, Leonardo perde il 5,2% in borsa. Andiamo avanti. Ungheria, le accuse alla vigilia del voto, Orbán, i miei avversari complottano con servizi stranieri, l'opposizione risponde riempiendo le piazze. Magyar, il paladino dell'Europa lanciato da un video su YouTube che vuole battere il suo ex capo. Cosa rischia Melania? Le stranezze e i misteri dell'annuncio su Epstein. La First Lady ha dichiarato in televisione non sono una vittima, Trump ha il diritto di parlare. Allora, poi il figlio di Biden sfida i figli di Trump a combattere in una gabbia. Figlio dell'ex presidente ha avuto problemi di droga ed è stato condannato per 3 capi d'accusa, ma poi è stato graziato dal padre.
qui c'è il segretario alla difesa Hegseth, il Pentagono riammetta i giornalisti. E qui c'è il caso della ricina o della ricina, ma ce ne occuperemo più avanti, perché prima di andare in pubblicità vediamo un altro servizio che riguarda la cronaca, vale a dire, proprio seguendo la scaletta, il maxi sequestro di giocattoli e altra merce ritenuta pericolosa per i bambini. C'è stato un blitz della polizia locale nei giorni scorsi in 2 negozi del centro città. 2.200 prodotti tra giocattoli ed altri articoli destinati ai bambini sono stati sequestrati dal nucleo di polizia commerciale della Polizia Locale di Trieste. Gli agenti hanno verificato soprattutto la presenza del marchio CE e delle istruzioni in lingua italiana. A seguito dei controlli sono stati sequestrati 205 giocattoli privi di certificazione e non conformi. Si tratta anche di articoli destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni che potrebbero essere realizzati con materiali o vernici pericolose. Individuate anche 36 confezioni di bolle di sapone totalmente prive di etichettatura. Non conoscendo il contenuto, questo può diventare una seria criticità per i sanitari qualora un bimbo dovesse inavvertitamente assumere la sostanza, oppure nel caso di irritazioni della pelle o delle mucose dopo essere entrati in contatto con il prodotto. Il secondo filone dell'operazione ha riguardato invece il sequestro di articoli di bigiotteria e pile a bottone, anch'esse prive delle informazioni essenziali per il consumatore. Sequestrati 712 tra orecchini, bracciali e collane senza alcuna indicazione sulla composizione dei materiali, dove il rischio principale è la presenza di nickel, metallo che può causare gravi dermatiti e reazioni allergiche. 691 invece le pile vendute senza precauzioni in italiano e prive del pittogramma per la tutela dei minori. Se di scarsa qualità, queste batterie infatti possono rilasciare sostanze pericolose, provocando ustioni chimiche e danni permanenti agli apparecchi. Le confezioni devono indicare che il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata dei più piccoli, recando il pittogramma di divieto. Inoltre le confezioni devono essere resistenti all'apertura, sempre per evitare il rischio di ingestione, eventualità che può condurre alla morte. Proprio per questo motivo molti produttori rivestono le pile di una patina innocua ma dal sapore molto amaro che induce a sputarla. Allora, andiamo al piccolo. Eravamo rimasti al caso delle sigarette, al caso della fabbrica fantasma di sigarette. Adesso siamo alla Regione, la sigla di un patto bipartisan per riuscire a salvare il modello della protezione civile, parlamentari ed esponenti del governo uniti, tutelare un esempio virtuoso, l'analisi del disegno di legge in discussione al Senato, giunta pronta ad intervenire. Trieste Airport in vetrina verso nuove rotte, la Regione chiama a raccolta 75 compagnie aeree di 60 paesi, così mostriamo le opportunità del territorio e cresciamo. Attesi nel febbraio del prossimo anno 850 delegati e 300 operatori del settore. Si potrebbe anche fare una battuta, chissà se arriveranno in aereo, perché con quello che se non si risolvono determinati problemi che conosciamo tutti, vabbè. Allora, andiamo avanti. Cremonini a Gorizia, biglietti a quota 22.000. Un terzo del pubblico da fuori regione, il concerto del 31 maggio all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta, attesi appassionati di ogni età, con prevalenza femminile. Allarme Electrolux sull'industria del bianco, l'Europa intervenga. La D. Firling chiede a Bruxelles un piano con norme semplificate, incentivi, investimenti. Nei giorni scorsi le ipotesi di un interesse della cinese Midea per le attività italiane ed europee. Ancora poi Coin, firmato l'accordo per 249 uscite volontarie. Direi che possiamo andare in pubblicità, poi torniamo ancora con la lettura del piccolo del Corriere della Sera e per farvi rivedere alcuni servizi.
Allora, proseguiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi ricordo che sarà con noi anche quest'oggi, come l'altro sabato, già a partire dalle 8, Alessio Colautti, quindi siamo pronti per divertirci un po'. Nella seconda parte, presumibilmente poi persino canteremo, insomma, quello che succede sempre quando Alessio è nostro ospite. 040 977 8910 è il numero di telefono cui chiamare, Sveglia Trieste @tele4.it è invece l'indirizzo di posta elettronica. Aspettiamo telefonate e mail quando volete. Dunque, allora, è oggetto, diciamo, di altilai da parecchio tempo, soprattutto da parte dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Nuovo museo del mare, ancora 2 anni di attesa, mancano 13 milioni, ricostruisce Laura Tonero nel servizio, resta il nodo relativo alla seconda fase, intervento iniziato nel 2022, costi per allestimenti e arredi più che raddoppiati. Allora, la Confindustria entra come nuovo socio nel centro congressi. Roberto Morelli è stato confermato nuovo presidente, utile impositivo, ricavi per 4,8 milioni con 80.000 presenze. Gli industriali acquistano lo 0,91% del capitale e ora si punta ad ampliare gli spazi. Ha riaperto la posta di Piazza Verdi, io ne avevo bisogno l'altro giorno ed era ancora chiusa, ma insomma ben venga questa riapertura. Allora, torniamo al Corriere della Sera per occuparci del caso della, credo si dica Ricina o Ricina. Allora, dunque, madre e figlia uccise, rinuncia l'avvocato del marito, Campobasso nominato un altro legale, il fratello della vittima, mio cognato, non c'entra. Allora, Sara di Vita, 15 anni, e la madre Antonella di Ielsi, di 50, sono morte in ospedale a Campobasso il 27 e il 28 dicembre. L'intossicazione alimentare è stata la prima ipotesi. Il marito di Antonella e papà di Sara, Gianni di Vita, ex sindaco di Pietracatella, accusa sintomi simili ma meno gravi rispetto alle 2 donne. 5 medici vengono indagati, ma non si trovano cibi sospetti o prodotti che possano aver scatenato l'intossicazione. Le indagini si concentrano sulla cena del 23 dicembre, su quella del 24 e anche, a quanto risulta, sugli incontri avuti dalla famiglia proprio il 24. Durante gli accertamenti relativi alle autopsie delle 2 donne, il centro antiveleni di Pavia invia però alla procura un alert. Nei corpi di madre e figlia ci sono tracce di ricina, sostanza molto velenosa in grado di condurre alla morte ricavata dai semi del ricino. La ricina è stata citata più volte in una serie TV cult americana nota in tutto il mondo, Breaking Bad. Poi c'è questa notizia straziante di questo bambino di 12 anni che è stato risucchiato dal bocchettone di una vasca di idromassaggio in un hotel vicino a Rimini a Pasqua, e i genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi del ragazzino. Allora, andiamo avanti. Dolce Gabbana, il gruppo verso un nuovo assetto, ma Gabbana rimane in azienda. Il fratello di Domenico Dolce, Alfonso, è il nuovo presidente di appunto Dolce e Gabbana. Cambia la mappa dei manager nel settore del lusso e dei mercati. Allora, Stefano e Domenico, cioè Dolce e Gabbana, un impero globale nato dalla Citroën scassata, un noi nato 40 anni fa.
Avanti. Caso Equalize del vecchio IPM, pagai per proteggere la mia famiglia, la versione dell'imprenditore nell'interrogatorio del 2024, sarei dovuto venire prima in procura. C'è un'intervista a Fabrizio Miccoli, il carcere mi ha cambiato, sono rinato grazie alle donne, almeno una squadra femminile, il loro calcio è meraviglioso. Senza social 2 settimane, così il nostro cervello ringiovanisce di 10 anni. E qui c'è un'intervista con Alessandro Cecchi Paone. Pannella in TV si invaghì di me, mi voleva segretario dei radicali, il coming out una scarica vitale, soffro a non poter essere padre. Amo la figlia del mio compagno ma non posso nemmeno portarla dal pediatra. Cecchi Paone, a 15 anni ero già in Rai, con Bassetti ho diviso la scorta, Berlusconi mi faceva correre ad Arcore. Andiamo ancora avanti, qui siamo alle pagine dell'inserto Liberi Tutti. Saltiamo la parte dell'economia per arrivare alla cultura. 68, indagine su un padre, inizia come un giallo, un critico viene ritrovato senza vita con accanto uno strano biglietto, ma da subito diventa qualcos'altro, il debutto narrativo di un protagonista della comunicazione, esce per Rizzoli, scava in un passato recente ed irrisolto. Il coltello della memoria sarà in libreria da martedì 14 aprile. Proseguiamo. Allora, manca il coraggio Isabella Ferrari, a Cannes sono l'unica italiana, senza investimenti non ci raccontiamo al mondo. Bisogna però anche che ci sia qualcuno che scriva delle cose, che scriva guardando alla cronaca per raccontare meglio il nostro paese, non ai salotti dei Parioli. Allora, in viaggio fra Spagna e i dialetti del sud, Serena Brancale, il nuovo album sacro, non parlo di religione, racconto la mia famiglia. Interrompiamo la lettura dei quotidiani, andiamo avanti con la riproposizione dei servizi andati in onda ieri. Allora, bene i controlli e la repressione, bisogna prevenire questi reati, quanto avvenuto è inaccettabile, questo è il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga dopo l'accoltellamento fra stranieri in Piazza della Libertà. Il governatore ai nostri microfoni ha parlato anche della crisi energetica. Controllo serve repressione e questo vuol dire che chi viene preso a fatti di questo tipo deve pagare le conseguenze, perché purtroppo nel nostro paese questo non avviene. Ed è un fatto grave, cioè chi pensa di poter agire deliberatamente tanto le conseguenze non esistono è un fatto molto grave e questo comporta di fatto i liberi tutti. È il commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga dopo l'ennesimo episodio di sangue verificatosi in Piazza della Libertà a Trieste nel pomeriggio di martedì scorso. Una rissa fra cittadini stranieri sfociata nel doppio accoltellamento di 2 cittadini nepalesi e del ferimento a pugni in testa di un pakistano. Forze dell'ordine alla caccia di 3 cittadini afghani. L'episodio aveva provocato la dura reazione del sindaco di Piazza, che ha avviato l'iter per procedere alla recinzione del giardino davanti alla stazione dei treni, mentre la prefettura ha disposto controlli fissi delle forze dell'ordine per scongiurare ulteriori episodi di violenza. Non solo repressione, bisogna lavorare sulla prevenzione di questi reati, sottolinea il governatore del Friuli Venezia Giulia. Dopodiché tutta la parte prevenzione è fondamentale, stiamo lavorando con la stessa Polizia di Stato per la cultura della legalità, però noi non possiamo pensare che sia qualcuno che possa agire indisturbatamente sul territorio italiano e dopo non pagare le conseguenze, perché questo di fatto crea un lassismo che dopo pagano i cittadini onesti. Infine una battuta sulle possibili conseguenze economiche, anche a lungo termine, della guerra in Medio Oriente. No, sicuramente stiamo risentendo a livello di prezzi e quindi anche di competitività del nostro sistema produttivo
dell'aumento dell'energia, del petrolio, penso dei fertilizzanti, e su questo stiamo anche valutando degli interventi come Regione. Mi auguro però che la situazione possa andare a risolversi, sicuramente però gli effetti di quanto avvenuto ce la porteremo dietro per diversi mesi. Allora, Corriere della Sera, arriviamo alla fine, parliamo di sport, poi dopo seguiremo invece, andremo sul piccolo. Spalletti, il discorso del re con la Juve oltre la fine, rinnova e lavora al futuro. Il tecnico allunga il contratto fino al 2028, stasera si gioca contro l'Atalanta. Poi Roma, triplo show di Malen, Ranieri resa dei conti con Gasp, dopo la larga vittoria sul Pisa offuscata dalle accuse del consulente dei Friedkin. Sinner, divisi da un granello, l'inseguimento senza tregua tra Sinner e Alcaraz, Jannik è l'arma della palla corta, oggi semifinale a Montecarlo. Parigi-Roubaix, la carta di Ganna, un motore fresco per la Roubaix, può essere la sorpresa fra Pogacar e Van der Poel, arriva riposato per il grande attacco finale. Dunque, pare che a Aldo Grasso sia piaciuto la serie Uno sbirro in Appennino. È possibile che le serie televisive italiane abbiano questi titoli veramente agghiaccianti. Ad alcuni non è piaciuta, ma insomma Aldo Grasso la promuove. Allora andiamo al piccolo. Pedocina, dal 1 maggio si paga, gettato il nuovo ghiaiino, ultime settimane di ingresso gratuito, lo stabilimento si rifà il look per la stagione balneare, sarà acquistato un macchinario per consentire la discesa in mare delle persone con disabilità. Se non mi sbaglio ce n'è già uno, si vede che viene aumentata, diciamo così, la disponibilità. Ancora avanti con il piccolo, scusate, blackout all'Istituto Volta, 750 studenti mandati a casa, il guasto nella notte a un contatore generale, ha costretto a sospendere le lezioni, sai che dispiacere per i ragazzi, problemi risolti in tarda mattinata, lunedì riprenderà la didattica. Ieri poi si è celebrata in qualche modo il compleanno di Tergeste Taxi, sono state presentate anche 3 nuove autovetture in dotazione alla flotta della cooperativa, vediamo allora il servizio. È stata una scommessa, ma anche una scelta professionale precisa, dettata dalla volontà di fare qualcosa di più costruttivo, iniziare un percorso di crescita. È soddisfatto Davide Secoli. Il bilancio della cooperativa Tergeste Taxi a 4 anni dalla nascita è positivo. Siamo partiti in 7 soci, 7 tassisti, quindi titolari di licenza, e possiamo dire dopo 4 anni che abbiamo raggiunto già un livello soddisfacente. Oggi siamo in 12 taxi, 12 tassisti titolari e lavoriamo in tutto in 20 persone. La cooperativa in media gestisce 60.000 chiamate all'anno. Da qualche settimana è iniziato il periodo di lavoro tradizionalmente più intenso che si protrarrà fino alla Barcolana, periodo che Tergeste Taxi affronta con un rinnovamento parziale del proprio parco macchine. Oggi sono state infatti presentate 3 nuove autovetture, altre 3 arriveranno in pochi mesi, modello BYD, esempio di avanguardia nel settore. Sono delle vetture che si muovono elettricamente e in più hanno un generatore di energia elettrica che ricarica la batteria della macchina ogni qualvolta si frena o si va giù per una discesa. Inoltre, causa la mancanza cronica in questa città di colonnine di ricarica elettriche, abbiamo
puntato su questo tipo di veicolo perché ha anche un piccolo motore termico che permette la ricarica della batteria principale che dà l'energia al motore elettrico in caso in cui non si riesca a ricaricare l'energia necessaria. Il bilancio di questi primi 4 anni, inevitabile come tutti i bilanci quando si celebra un anniversario, parte dal periodo buio della pandemia, ma comprende anche quella svolta, rappresentata dal turismo, che in città da tempo è sotto gli occhi di tutti. Sono arrivati tanti più turisti a Trieste, grazie anche ovviamente a tutte le cose che sono state create per attirare i turisti e soprattutto probabilmente perché la meta a corto raggio, per esempio per tutti gli italiani, era forse la più gettonata. Allora, pagine della cultura del piccolo, le abbiamo annunciato, si occupa dei 90 anni di Anna Maria Mori, dalla nascita di Repubblica ai libri sull'Istria. C'è una bella intervista di Pierluigi Sabatti. Anna Maria Mori, tra l'altro, ricordiamo, è l'autrice del libro Bora con Nelida Milani, se non ricordo male, e è molto bello perché nelle sue interviste Anna Maria Mori ricorda sempre Alida Valli e Laura Antonelli. C'è anche insomma, come dire, un primo, potremmo chiamarlo, una prima tappa per l'avvicinamento a Trieste del musical Il Principe d'Egitto, che sarà in anteprima, sarà un debutto in anteprima dal 14 al 17 di maggio. Vedo che a 2 recite dalla fine, il piccolo recensisce in qualche modo la Butterfly del Verdi, e poi qui anche c'è un inserto. E poi per quanto riguarda lo sport, protocolli rigidissimi per i tifosi biancorossi, la curva nord diserta il derby del Carnera, supporter triestini costretti a comunicare nomi e targhe delle auto che domani saranno presenti a Udine per l'attesa partita contro Apu. Oggi a Rocco la Triestina priva di 7 giocatori, KO anche Matosevic e Silvestri. Marino, nonostante gli infortuni, con la Giana ci sarà il giusto atteggiamento. Allora, abbiamo ancora tempo per alcuni servizi. Per esempio, abbiamo intervistato brevemente la sovrintendente alle Belle Arti, Paola Ventura, per farle commentare l'ipotesi, ventilata in più occasioni, di realizzare solo il tratto in piano, cioè lungo Portovecchio praticamente, della cabinovia. Vediamo allora quello che ci ha risposto la sovrintendente. Oltretutto senza andare a toccare le zone di protezione speciale, cioè il famoso Bovedo, sì. E quindi fare una linea di collegamento pulita per Portovecchio, per Barcola, che vada a toccare anche una parte del Rio Nigretta con un'altra struttura, non la cabinovia, ovviamente una cremagliera. Lei ha un'idea e l'aveva già più o meno fatta intendere anche qualche mese fa. Noi ne avevamo parlato a novembre, qua venne Polacco, avevamo capito che qualcosa stava accadendo e che allora c'era solo l'ipotesi forse del tratto orizzontale. Lei disse, è una delle ipotesi, l'ha detto qui a dicembre, certo. No? L'idea dunque non è nuova, che il progetto della cabinovia possa proseguire ridimensionato al tratto lineare. Se ne è parlato, se ne parla. Al momento pare di capire non se ne parla in uno dei luoghi più deputati a discuterne, ovvero la sovrintendenza. Per un motivo ora come ora piuttosto semplice, ma che sul tavolo della sovrintendente Ventura risulta dirimente. Non esiste cioè alcun progetto specifico in tal senso che le sia stato sottoposto. Se e quando arriverà sarà valutato, ovviamente in coerenza con tutto un pregresso che però in questo momento ha un altro iter parallelo che è quello della giustizia amministrativa, quindi in questo momento mi pare assolutamente prematuro anticipare su una cosa che
di fatto per noi non esiste. Ove non fosse chiaro, la sovrintendente lo ribadisce. Ripeto, in questo momento non c'è un procedimento aperto su cui noi dobbiamo esprimerci. In realtà la porta di Palazzo Economo potrebbe dischiudersi ad un'analisi. L'eventualità, la stessa dottoressa Ventura lo fa intendere, dovrebbe essere considerata all'interno di un discorso più ampio, sotto certi aspetti già aperto, ma che a sua volta impone di muoversi con un'estrema cautela e un'altrettanto estrema attenzione. È importante che sia valutato tutto il contesto del Portovecchio nella sua globalità, secondo noi, perché su questo sappiamo che ci sono delle progettualità, qualcosa è stato anticipato e che il tutto dovrà essere valutato coerentemente per non perdere l'unitarietà di una zona che, se verrà recuperata come sta in questo momento, accelerando il recupero che vediamo, non può essere pensata per pezzi distinti. Ecco, questo credo che sia la priorità. Allora, sport del piccolo, Città di San Giusto 2026, a San Luigi anche gli under 14 di Juve, Viola e Stella Rossa. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato proprio per la presentazione del torneo. È stata presentata oggi la 33esima edizione del torneo internazionale Città di San Giusto, in programma l'11 e il 12 aprile sui campi di Via Felluga. La manifestazione organizzata da San Luigi Calcio e riservata alla categoria giovanissimi vedrà la partecipazione di alcune delle principali società calcistiche italiane e straniere, in particolare dell'area geografica del nord-est e dei vicini paesi. Le squadre partecipanti sono importantissime perché se partiamo dalla Stella Rossa, la Crvena Zvezda di Belgrado, all'Olimpia Lubiana, alla Dinamo Zagabria di Zagabria, appunto, la Fiorentina, il Venezia, Juventus, Udinese e San Luigi, vediamo che c'è un insieme di squadre veramente importante e di alto livello. In un periodo dove il calcio professionistico è in discussione a livello nazionale ma anche locale, la manifestazione aiuta a contribuire alla promozione di Trieste come sede di eventi calcistici di livello giovanile. Anche per questo il presidente del club Ezio Peruzzo si augura di vedere un'ampia partecipazione di pubblico. Mi auguro anche che venga un po' di persone, quelle che amano il calcio giovanile, perché il torneo è per gli under 14. Gli addetti ai lavori per rendersi conto un pochino di quello che è il calcio professionistico, che qua a Trieste purtroppo ci manca, e quindi sarà 2 giorni di festa, torneo organizzato interamente dalla società San Luigi con un contributo della regione Friuli Venezia Giulia e del comune di Trieste. Quindi mi auguro che ci sia un afflusso di pubblico per poter anche capire a che punto è il calcio nostro cittadino. Allora, abbiamo ancora tempo per farvi vedere un altro servizio, l'intervista con l'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli sull'avanzo per quanto riguarda appunto il bilancio comunale. Ammonta a 27,5 milioni di euro circa. È l'avanzo di bilancio a disposizione del Comune di Trieste. Mercoledì scorso è stata approvata in giunta la delibera del rendiconto, 9 milioni e 700 mila euro per finanziare ulteriormente la spesa corrente del Comune di Trieste e 16 milioni e 700 mila per nuovi lavori. Fra questi la manutenzione delle strade, una posta di bilancio tanto auspicata dall'assessore competente Michele Babuder. Sicuramente ci sarà un importante stanziamento, come il sindaco lo ha già preannunciato venerdì scorso a Ring e come abbiamo già fatto anche gli anni scorsi sulle strade, non meno di 3 milioni di euro per finanziare le strade, ma sicuramente si daranno poi ulteriore spinta per chiudere i cantieri PNRR, così come per avviare la gestione della cittadella dello sport di Barcola e poi tutte le altre esigenze su scuole che sicuramente non ci sfuggono, sostenere ulteriormente i centri estivi che sono appunto un gioiello che abbiamo a Trieste. E proprio di centri estivi e ricrestate si sta parlando molto in questi giorni. Le richieste di accesso al servizio sono tante e superano l'offerta. Molte famiglie si rivolgerebbero a strutture gestite da associazioni private, sostenendo ovviamente una spesa più elevata, anche fino a 200 euro a settimana, per garantire ai figli il posto al centro estivo. Dunque, in vista dell'estate, un ulteriore stanziamento per ampliare l'offerta comunale o per venire incontro alle esigenze costituirebbe una boccata d'ossigeno per questi genitori.
Ci sono tante, ripeto, per fortuna abbiamo un'importante cifra da investire. Nei prossimi giorni, entro il 20 aprile, avverrà un confronto serrato con anche tutti i miei altri colleghi assessori e soprattutto col sindaco per decidere in tempi rapidissimi, con l'obiettivo di portare poi la delibera dell'avanzo di bilancio, l'applicazione di questi soldi entro il mese di maggio. Allora, sì, abbiamo ancora tempo. Vediamo dalla regia, perché magari, no, in realtà no, andiamo in pubblicità con qualche secondo di anticipo, poi siamo pronti per stare in compagnia di Alessio Colautti e dei suoi amici. Allora, eccoci pronti in compagnia di Alessio Colautti. Io chiedo scusa ai telespettatori e ad Alessio se assumerò delle posizioni abbastanza particolari, però... No, spiega, perché detta così, sì, è vero, te prego Umberto, non sta a cominciare con le gaffe. Sì, che tra l'altro anche ieri ne ho fatta una non male con il maestro Belli. Mi ha preso un po' di mal di schiena e quindi sarò un po' più, come si dice, avrò una ponderazione policleteia. Ma sì, ma no, Umberto, intanto buongiorno a tutti, ma tu devi capire che Tele4 è sempre vicina agli anziani, quindi capiamo le esigenze. Mi tocca sto giro. Allora, pensate che ieri, avendo ospite il maestro Belli, che è l'anima delle mattinate musicali, alla fine dell'intervista durante Trieste in diretta gli ho chiesto: ma non è strano per i musicisti suonare di mattina come per i cantanti cantare di mattina? E poi mi sono reso conto succede. Tra l'altro, scusa, nomini Belli all'orchestra Busoni, sì. Ieri era il 10 aprile e si ricordava la nascita del maestro De Sabata, nato a Trieste, che è una grandissima personalità che troppo poco si ricorda. Sì, e bisogna dire anche questo, questa è una mia fissa, non è il ridotto del Verdi, è il ridotto De Sabata, certo, del Verdi. Questa idea che un qualche cosa è stato, ringraziando il Dio, nominato, come dicono gli inglesi, after, quando qualcosa viene intitolata ad una persona, è giusto poi che questa titolazione vada avanti anche nel ridotto De Sabata. Ok, abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno. Dunque, un saluto doveroso a due amici che non si vedono ma ci sono e sono fondamentali: Massimo Girardi e Enzo Iannacone in regia. Buona giornata, egregio dottor Umberto, e le consiglio Voltaren prima di schiena, con me funziona. Ma devo tornare, ora che arrivo a casa alle 3 dopo pranzo con tutto il tempo per passare. Comunque, grazie, mi pare che ce l'ho anche tra l'altro tra le mie... almeno funziona. Okay. Dunque, è chiaro, un saluto ad Alessio e le telefono, caro Umberto, con la stima di sempre. Certo, della sua sensibilità nel saper ascoltare il battito della nostra città. Mi spiego. Dottor Bosacci, siamo qui a sollecitare la sua autorevole moral sesvio presso il signor Sindaco per un atto di giustizia culturale, che so quanto lei sta a cuore, insomma, la cultura. Sarebbe questo: un meritato riconoscimento pubblico in salotto azzurro per Alessio Colautti. Il suo curriculum parla da sé, ma è il suo cuore a fare la differenza. Un concittadino che porta orgoglio e talento, la triestinità nei teatri, non solo a Trieste, rappresenta quella maggioranza silenziosa di cittadini che vedono in lui un simbolo della nostra identità. Cosa c'è di meglio che onorare il talento di casa nostra, proprio nel cuore del Palazzo Municipale, certi che saprà farsi ambasciatore di questo comune sentire
Invito tutti gli spettatori a dire se sono d'accordo per la premiazione pubblica per Alessio. Le porgiamo i nostri più cordiali saluti, con stima, Graziella e Claudio Visentini. Buona giornata e buongiorno. Sono contento di questa cosa. Sì, no, diciamo che ringrazio molto, ma io il premio, so che può essere banale dirlo, ma è vero, io il premio ce l'ho quando le persone ti seguono, quando vengono a teatro, quando ti fermano per strada, ti salutano, e quando vengono a teatro, insomma, quello è già il grande premio. Poi noi, il nostro lavoro non si fa per premi. Però, insomma, poi, sì, no, se arrivano si dice mai di no, ma non, insomma, no, grazie, ringrazio ovviamente Claudio e Graziella, però per i premi che penseremo quando ci sarà il famoso sonno arretrato, come diceva Walter Chiari, insomma, no, vabbè. quando arriverà il sonno arretrato. No, io invece vorrei, ma dovrò fare qualche, insomma, ci terrei anche che la città, a parte, adesso non vorrei tornare sulla io penso che Alessio sarebbe più contento, mettiamola così, se fosse ricordata Iole Silvani. Ah, moltissimo. E credo che la maggior parte di noi sarebbe contenta di questo doveroso riconoscimento. Lo diciamo ogni volta che vogliamo, ogni volta che possiamo, una targa, un qualche cosa, perché francamente certe dimenticanze sono assolutamente incomprensibili, per cui qualche cosa su Iole. Dove l'ha nata sta donna? Iole Silvani è nata alla fine di Viale D'Annunzio, quasi in piazza Foraggi. È ancora su la casa? Sì, ancora su, c'è un piccolo cortiletto dove lei giocava da bimba. Allora, poi però penso al fatto che il suo momento di svolta è stato al Ricattorio Pitteri, al Padoan, scusatemi, al Padoan, perché lì nel 1929 Angelo Cecchelin la scoprì, quindi magari pensavo... Il Ricattorio Padoan è quello di... dietro la contrada. Dietro la contrada, sì. Dietro la contrada, quello, ma poi insomma ci sono tante zone da poter... Una targa si può ben pensare. Una targa, mettiamola, perché veramente... Sì, anche perché, visto che Iole Silvani ha pagato lo scotto in vita, perché la nostra città, tanto meravigliosa sa essere anche così, di colpo diventa matrigna, no? Sorellastra di colpo, ha pagato il fatto di essere stata vicina ad Angelo Cecchelin, che è stata una figura estremamente controversa della nostra storia. Basti pensare che lei sarebbe stata perfetta e tagliatissima per un ruolo da caratterista in un'operetta, e non ha mai partecipato a un'operetta dal 1970, quando è nato il festival, in avanti. Lei muore nel 94, non è mai stata chiamata per questo, ed è chiaro che fosse per questa ragione. Allora magari ricordarla con un premio, qualcosa. Questo si deve fare, non è che si può, si deve fare. Allora, un caro saluto ad Alessio dalla sua maestra d'asilo Anna Maria. Oh, la cara Anna Maria, che mamma mia, che bei ricordi. Sì, perché Anna Maria è una... Io avevo due maestre, la Nadia e l'Anna Maria. La Nadia era il rigore, la Tarteife del turno, e l'Anna Maria era la nonna, diciamo, la mamma e la vedo ogni tanto ancora in città. Io ho perfetta memoria dei miei anni d'asilo, e tra l'altro poi, possiamo dirlo, lei è la sorella del professor Silvano Magnelli, che è stato, poi guarda il caso, no? È stato mio docente di diritto, mio vicepreside. Questa famiglia ha la disgrazia di averte... Sì, per imperitura memoria proprio. Chi va avanti, sì, esatto, e ci siamo ritrovati con Silvano, con Anna Maria, poi lei ricorda sempre molto anche la mia nonna che mi accompagnava all'asilo. Poi sì, anche Magnelli è davvero una bella persona. Sono belle persone proprio, sì. Allora, un caro saluto alla maestra Anna Maria. Invece
invece Claudio Castellani, che io conosco da quando eravamo bambini, ti vuole sindaco subito. Ma magari ecco, diciamo non subito, per domani con spettacolo, magari da lunedì. Sì, dobbiamo ricordare anche lo spettacolo. Da lunedì magari. Facciamo da maggio che ho finito la stagione. Che ha finito perché mi trovo un attimo. E poi invece la signora Gabriella condivide le parole di Claudio Visentini. Grazie. Allora, c'è una telefonata. Ma abbiamo detto anche, no, sì, lo diciamo dopo. Buongiorno. Buongiorno, grazie a lei e Alessio. Buongiorno. Sono Dino del pensionato. Buongiorno. Ecco, volevo ricordare intanto che oggi continuiamo le firme in largo barriera dalle 9:30 alle 12:30 per la richiesta per la legge dell'innalzamento del ticket sanitario. Ecco, questa è una cosa. Poi volevo farti, Umberto, ho visto questa settimana le tue interviste fatte ad Alberto Sordi e a Missoni. Volevo congratularmi con te perché ci siamo ricordati dei bei tempi passati e veramente interviste molto 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 belle e proprio date da Tele4. Guardi, posso approfittare per raccontare una cosa, perché molti adesso figuriamoci se c'è uno che queste cose, insomma, io sono piuttosto come dire, distaccato da questo. Comunque molti ricordano ancora quell'intervista con Alberto Sordi, figuriamoci se non la ricordo io, perché immaginate anche insomma, per i miei studi, eccetera, che cosa significava. Io quella intervista la ricordo con una certa malinconia, se devo essere sincero, perché io l'avevo intervistato 4 anni prima e in quei 4 anni di differenza io avevo percepito che qualche cosa non funzionava tanto, insomma, no? E tra di me, proprio in diretta, pensavo, ho detto, ma cosa faccio? Lo interrompo, lo riporto sulla via della domanda, eccetera. Poi però ho detto, non si interrompe una leggenda, non si fanno queste cose. Però se devo essere sincero, a me fa molto piacere, però è un'intervista che ricordo con una certa malinconia. Laddove quella con Missoni invece... Ma tra l'altro io c'ero a quella intervista al cinema all'Eccelsior e ricordo un gran caldo quel giorno. Era luglio. Era un gran caldo all'interno, ma mi scusi, Dino, mi perdono, ma ricordo questo, si percepiva un pochino che non stava già benissimo. Sì, c'era. E mi scusi Dino, possiamo dire che io verrò, al più presto tenterò di venire anch'io a mettere una firma. Sì, Alessio, volevo anche chiederti una cosa. Io mi ricordo ancora che, visto che prima parlavi di Cecchelini, in piazza Giuliani, adesso piazza Puecca, io quando ero bambino, sto parlando di 50 e passa anni fa, c'era un teatro fatto in legno verde e dove c'era Cecchelini che faceva gli spettacoli e noi piccoli bambini. Quanti anni fa parliamo? Stiamo parlando negli anni 65. No, guardi, Cecchelini muore prima, quindi un po'... Allora, prima era qualcosa di prima, verso io avevo 8 anni, adesso ne ho 75. Ma guardi, allora Cecchelini nel 46 si trasferisce, anzi nel 48. Sì, però allora erano qualcuno che faceva delle... Sì, esatto, questo... Qualcosa, esatto, perché Cecchelini nel 48... Un certo Vardabasso che faceva... Sì, Mario Vardabasso, perché Cecchelini nel 48, dopo i 2 anni di galera, si trasferisce a Torino, poi nel 56 si ritira dal palcoscenico e morirà qualche anno dopo a Torino, e a Trieste non si è più esibito dopo. Allora era Vardabasso che portava avanti questa cosa con esatto. Senta, possiamo dire che in questa vostra splendida raccolta firme, dove io spero di partecipare al più presto, perché è una cosa dei pensionati, di sponte dei pensionati, ma possono firmare tutti, anche... Sì, tu basta la residenza in Friuli Venezia Giulia, ma volevo chiederti una cosa, adesso lasciamo passare ancora preso, quando sarà una bella giornata, chiederò al comune se ti dà il permesso di andare a Barcola.
E così facciamo una bella cantata con la fisarmonica e con le persone anziane del Barcole. Ma con grande piacere, con grande piacere, con grande piacere. Grazie Alessio. Arrivederci, in bocca al lupo per l'iniziativa. Ciao, grazie. Allora, grazie al signor Dino. Scusa, posso dirti una cosa, Umberto? Questa è una cosa alla quale Guido Cecchelin, l'ultimo figlio vivente di Angelo Cecchelin, che compirà 88 anni nei prossimi giorni, l'unico figlio di Cecchelin e Iole Silvani, è una cosa alla quale tiene moltissimo. Allora, tu sentirai tantissime persone a Trieste dire che hanno visto Cecchelin al Teatro Armonia. Allora, intanto bisogna dividere, pensare all'Armonia. C'era il vecchio Armonia, inaugurato nel 1829, che era in Piazza Goldoni, dove adesso ci sono delle calzature un po' più avanti, c'era un'osteria, quello era il Teatro Armonia, 2 piani. Poi c'è il nuovo Armonia, che era in via Madonnina, dove adesso c'è un parcheggio, per intenderci. Allora, Cecchelin all'Armonia non ha mai messo piede, questo non perché l'Armonia era e invece Cecchelin era, no, ma semplicemente perché è una verità storica, e lo dico perché io sono in mio possesso i diari artistici di Angelo Cecchelin, dove lui annotava tutte le sue esperienze e non compare in Teatro Armonia. Questo nasce da dove? Che quando Cecchelin era ancora in vita, se qualcosa voleva avere un peso maggiore, una battuta, una barzelletta voleva avere un peso maggiore, bastava dire: te sa che Cecchelin ha detto che, ed era magari una cosa che Cecchelin non aveva mai detto. Di conseguenza, questo per dire che cosa? Che 3 cose non vere fanno una verità. Quindi tu sentirai la prima persona che dice: ma io l'avevo visto all'Armonia, la seconda anche, la terza, poi diventa una verità. Non è così. Cecchelin era di casa al Filo Drammatico, che era casa sua, ma poi all'Armonia non ha mai messo piede. Quindi ci sono molte notizie è come molti sono convinti di aver visto a Trieste Tyrone Power girare Corriere Diplomatico, e invece non è mai stato a Trieste, perché le immagini dove lui sono state fatte con la sovrapposizione, col schermo Drio. No, poi noi possiamo dirlo perché in quegli anni eravamo già in giro a Trieste, non l'abbiamo mai visto. Ci avrebbe chiamato, penso. Ci avrebbe chiamato, perché insomma noi avevamo il suo cellulare, quindi ci avrebbe chiamato. Il papà di una mia collega, Elisabetta Novel, che adesso è in Rai, dice sempre: ma te si immagini se Tyrone Power, diceva, te si immagini se Tyrone Power che avessi pensato di diventare suocero di Albano? Che non è male come povero. Si immagini che aveva sto matto sto vignaiolo che ogni tanto ti rondò de petto in amicizia. Allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Subito. Mancava una bella pernacchia. Hai pensato subito. Piacevole. Allora, parlando di appuntamenti, oggi c'è anche in Piazza della Borsa, me lo chiede Giorgio Marchetic di ricordarlo, c'è anche un presidio di Territorio Libero di Trieste, patto per il nord, dalle 9 alle ore 13. Siccome Marchetic ce lo chiede con cortesia, allora una persona sempre molto a modo. Non abbiamo detto, perché poi dopo non abbiamo detto l'appuntamento di domani alle 16:30, che è un appuntamento tra l'altro che è roba mia. Infatti se vuoi noi saremmo molto... lavoro. Lavoro, è sempre questa parola lavoro, che viene sempre molto difficile da associare a chi sta in televisione, chi sta in teatro. Io, guarda, ormai ci ho fatto il callo. Ricordo quando ho rinnovato una delle prime carte di identità che ho rinnovato, professione, io ho scritto attore. No, ma di lavoro. Ma no, la guardia, che dico, mi lavoro in teatro. Ecco, ma no, che dico, la guardia, scrivi panettiere, qualcosa che fa, insomma, piacere a lei, insomma. Ma perché non? Perché in alcune, sai che apri quelle tendine in alcuni siti, no, dove c'è scritto tutte le professioni, c'è addirittura sacerdote, ma non c'è... Ecco, allora io scrivo libero professionista, che è quella roba che va un po' su tutto, siccome il grigio va su tutto. Domani pomeriggio, Teatro Miela, 16:30,
quando cantava Frank, parentesi Sinatra. Ma non sarà una cosa che si limita soltanto alle canzoni di Frank Sinatra, ma anche perché Frank Sinatra apre un mondo, anche perché essendo stato in carriera dagli anni 40 fino agli anni... Lui muore nel 95, 98. Nel 95 fa l'ultimo suo spettacolo, e quindi sono tanti anni ovviamente, e con lui apriremo questa porta su un mondo da Dean Martin a Perry Como e poi a Liza Minnelli, che quest'anno compie 80 anni, assai mal portai, Barbara Streisand, e poi Harry Belafonte, insomma, tutto quel avrò con me Elisa Colummi e Francesca Marsi, che dopo sentiremo qui con noi. Alla tastiera al Miela sarà su un pianoforte Steinway Gran Coda il maestro Marco Balaben, con il trio New York, che avremo anche una batteria e un basso, e tra l'altro sarà qui pomeriggio un po' da crooning, perché smoking, gli uomini, le signore in lungo. Vabbè, insomma, si ricrea anche quella. Tra l'altro che è un'atmosfera che, come dire, viene di continuo riproposta, no? Perché Michael Bublé vive di quelli, lui lo cava fuori alla fine di novembre perché canta quelli. Sì, quindi, però insomma poi sono tra l'altro c'è una telefonata in linea, perché poi devo fare una domanda molto di quelle che alla Bosazzi. Sì. Pronto? Qua c'è Gianni, buongiorno. Buongiorno signor Gianni. Visto che sono tanti anni, conosco tante robe e condivido esattamente quel che ha detto il signor Visintin. Io ho visto l'intervista del dottor Bosazzi a suo tempo, proprio quando che l'aveva fatta quel giorno, e 2 domeniche fa l'avevo visto di nuovo. E mi trova che lui la trovava una certa malinconia. L'ho visto anche lì un sordi piuttosto così, anche come che faceva i discorsi. Mi scusi l'ignoranza, ma questo è che sento me. E invece mi tira una domanda al signor Colautti. Lei che la conosci tutto più o meno dell'Austria, la si andata qualche volta alla cripta dei Cappuccini? Non sei venuto fuori della cripta dei Cappuccini? Mi sono nato là, certo. Ecco, allora la conosci tutto, Joseph Roth, la Marta De Radeschi, il Santo Bevitore, tutte quelle robe là che ha scritto proprio sto Roth. Ma signor Gianni, la sa una roba, allora la cripta dei Cappuccini nassi cripta dei Cappuccini, dopo è stata rinominata Kaisergruft, quindi cripta imperiale. Dopo il 45 con la Repubblica torna a essere cripta dei Cappuccini, quindi il nome è Sora. Da pochi mesi il nome si sta nuovamente cambiando e si è tornato a essere Kaisergruft, cripta imperiale. E questo ti dispiace? E questo per me, figuri, te val più del 100 targhe. No, quindi sì, come no, conosco ogni volta, e chi che mi conosce... La ringrazio di questa spiegazione, perché avendomi letto Joseph Roth, tutto Joseph Roth, lui parlava della cripta dei Cappuccini, certo. E siccome lui è morto nel 37 o 39, questo non mi ricordo, e quel che mi ha sorpreso è sta quando che le metteva dentro. Certo, con questo rito de battere 3 volte. Questo, quell'altro, finché non era un povero disgraziato. Un povero peccatore, certo. Ecco. Scusami che parlo le mie monade, ma vi saluto. Arrivederci signor Gianni, buona giornata e buon sabato. E grazie anche a lei e al dottor Bosazzi, che non mi guarda perché è stufo di me. No, perché sta non mi guarda neanche Mila, staghi tranquillo. È che siamo in una posizione completamente diversa dal solito, per cui nel girarmi per controllare
cose sul computer, delle volte può sembrare che non... No, allora invece parlando di Sinatra, eccetera, sarà il Sinatra del periodo Capitol o il Sinatra del periodo Reprise o addirittura del periodo Columbia? No, Reprise sarà, sì, perché è quello forse anche più, scusa, una parola brutta da associare a Sinatra, però il Sinatra un po' più commerciale, cioè quello che un po' al quale possiamo accedere, abbiamo accesso a tutto, bisogna dirlo dire la verità. Perché poi è quello, anche perché sai, essendo un concerto, questa è una cosa che si dice molto spesso, ma quando vai a toccare leggende cioè, ricordiamoci che Sinatra si stima, che poi sono numeri sempre stimati, 150 milioni di dischi, ecco, 150 milioni di dischi, cioè vuol dire una leggenda ovviamente, e il nostro è sempre, quando ci avviciniamo a colossi del genere, è sempre un omaggio fatto con estrema modestia, si vuole ricreare un'atmosfera, un ricordo, non eguagliare, questo è ovvio ed è quasi banale dirlo, però quando ci si avvicina a nomi del genere si lavora per sottrazione, perché, in che senso? Perché dovremmo pensare a uno spettacolo in 4 volte, perché è come quando, come quando poveracce la Seculin e la Borciani hanno fatto lo spettacolo sulla Piaf e la Dietrich e là... cosa ci vuol fare? Cioè, anche qua, poi non paghi di avere Sinatra come ricordo in palco, abbiamo il ricordo di Martin, Perry Como, Belafonte, Minelli, e quando parli di Minelli parli di Judy Garland, ovviamente, e non stavo star là a dirti di più. Non c'è. No, non c'è. E poi parli anche ovviamente di Streisand e la apri un altro mondo. E lì cosa vuoi fare? Solo su ognuno di questi nomi potresti fare 6 ore di spettacolo. Ecco, allora è ovvio che cosa vai a... te dà un colpo al cercio e uno alla botte, nel senso, è il cercio perché fai una canzone che magari non vai subito a collegare a quel nome, ma tutte le altre devi fare i grandi classici, ovviamente, perché la gente quando dice Sinatra pensa a quelle robe, là, ovviamente, cioè è così, ovviamente, e poi sarebbe bello fare un discorso del Sinatra non battuto, non conosciuto, cioè quello che magari la gente dice, ma non avevo mai sentito Sinatra sta roba. Come no. Ecco, quello sarebbe molto interessante. E però qua ti parla invece, per l'appellativo è forse un po' grosso, il manager, nel senso colui il quale deve far quadrare anche i conti di Notte in Caffè. Il Sinatra non conosciuto. Il Sinatra non conosciuto mi porterebbe di sicuro 80-100 persone in teatro di meno. Perché ma tra l'altro adesso tra YouTube, Spotify e tutte queste cose qua riesce ad andare a pescare delle chicche particolari. E per esempio ci sono delle versioni di Sinatra adesso non mi ricordo come si chiama, del tema di Orfeo Negro. Sì, ma perché poi sai, anche lui aveva esplorato dalla ragazza di Ipanema fatta con solo chitarra, cioè ha fatto di tutto, anche una versione inglese di, accidenti, come si chiama? Quella di Brel, Ne me quitte pas di Brel, certo, che è molto particolare. E dopo, diciamo anche la verità, esistono anche delle patacche clamorose, secondo me una delle più brutte canzoni di Sinatra che io abbia mai inteso, ma penso una delle più brutte canzoni in assoluto, però sta in una mia playlist su Spotify, si chiama Moon Over Gange ed è di una bruttezza incredibile, però insomma poi... Ma anche qua sai, vai a pescare, vai a toccare per forza la legge dei grandi numeri.
Nel senso, non può essere sempre domenica, Appunto, come si usa infatti, dire. in un album che contiene delle gemme, che se anche il cerchio e la botte, no? Non si può fare Dobbiamo altro. andare in pubblicità, poi torniamo. Venire fuori. Allora, stavamo parlando con Alessio Colautti di collaborazioni tra Sinatra ed altri grandi musicisti, alcune riuscite, alcune no, per tutta una serie di ragioni, perché non è detto, nel mondo dello spettacolo 50 più 50 delle volte non fa 100. No, e in più c'è da dire che il signor Sinatra non aveva questo carattere proprio molto malleabile. Allora, nella autobiografia di Liza Minnelli c'è un capitolo dedicato interamente a Sinatra. Beh, ovvio. E alla fine di questo capitolo lei dice: io non ho mai conosciuto una persona così generosa come Sinatra, però, dice, è altrettanto vero che non ho mai conosciuto una persona che non abbia mai chiesto scusa come Sinatra. Sai, io sono sempre, cioè, mi domando sempre se queste leggende, perché poi c'è da dire una cosa, che Sinatra divenne già Sinatra quando era vivo. Cioè non è che muore e poi diventa Sinatra. No, Questo era già, cioè, ricordiamo che nel 46 ha già il primo Oscar, ecco, il 46 voglio dire, no? 51. No, che io sappia nel 46. Ah, aspetta, no, allora qui si tratta dell'Oscar per il cortometraggio. Esatto. Poi arrivano, cioè, quindi vuol dire che, insomma, non sei malaccio, direi. E questo qua ti fa capire che, cioè, cosa mi chiedo io sempre? Lui è anche diventato Sinatra anche perché si parlava molto di questa sua corazza, diciamo, no? Di questo suo carattere. La mia domanda quindi è, e credo sia la domanda di più di qualcuno, poi doveva continuare a mantenere questo personaggio Sinatra anche fuori o era davvero così? Questa è una cosa... Per esempio, sembra che lui vivesse, lui aveva una casa, tra l'altro nemmeno sfarzosissima, per dire la verità, a Palm Springs, che era non a Hollywood, a Palm Springs, che era una... c'erano anche tanti altri stati abitavano là, Moggia, ma non era Parco della Vittoria o non è Mar-a-Lago, ecco. e neanche Viale dei Giardini, e sarà sta tipo via Colombo, ecco, insomma, diciamo, per chi gioca a Monopoli ha capito. E lui praticamente era abbonato al quotidiano locale, al quotidiano locale, e lui si informava molto discretamente sulle persone che non se la passavano bene e contribuiva con degli assegni, non so, a pagare i conti di queste persone. Tutti sapevano, perché insomma, non era una cosa che cadeva dal cielo. Però nessuno, come posso dire, nessuno pubblicamente ammetteva che lui faceva questo tipo di aiutava la gente in pratica, no? E c'è lo racconta Ernest Borgnine su YouTube, si vede, c'era un grande attore americano che si chiamava Lee J. Cobb, un grande caratterista di quelle facce che sto quasi, magari se il nome non ti dice nulla, non ti dice niente, poi dopo lo vedi, sto quasi. È quello che nel film La parola ai giurati con Henry Fonda fa il giurato più cattivo. Adesso questo sta male, viene ricoverato in ospedale e poi deve fare una riabilitazione. La riabilitazione, sappiamo, negli Stati Uniti... che mazzate! E a un certo punto gli dicono: domani lei viene trasferito nella clinica dove rimarrà un mese per la riabilitazione. E dice: ma guardi che io non posso permettermi Non si preoccupi, il signor Sinatra ha pagato tutte le spese. E finita questo periodo, lui ha parlato con Sinatra e dice: guardi,
Noi non abbiamo mai lavorato insieme, io non l'ho mai vista, non ci conosciamo. Sì. Perché? Perché ritengo lei sia un bravo attore. Vedi. Quelle robe, però diceva la Minnelli, se sbagliava non domandava scusa, ti faceva capire che ha capito. Però non domandava. E poi c'è il bellissimo capitolo che è il capitolo che a me interessa anche molto, è quello di Sinatra e le donne. E lui tra l'altro dimostrò di avere anche un qual certo interesse per il Made in Italy in questo, nel senso che la signora Virnalisi in maniera ferma ma gentile, e questo vorrei capire in quali termini. Ma anche là perché infatti ti immagini, non è. E questa molto diplomaticamente, ma in maniera ferma, gli ha fatto capire che non si è disposti a un gemellaggio. Poi si vocifera anche nel 65 con il film con Racarrà, no? Si parla di un gioiello che appunto. Mi pare che la Carrà se lo gata New, però. Appunto. Esatto. Però insomma apprezzava, il prodotto Made in Italy. Una battuta di Virnalisi che io trovo fenomenale. Un giorno la intervistavano e l'intervistatore disse: ma lei non ha paura che in questo mondo pieno di cretini, tutto quello che questi... No, dice, a me non, dice Virnalisi, non fa spavento il cretino che parla, io ho paura del cretino che pensa. Mi pare una... da Virnalisi. È una risposta da Virnalisi. Donna meravigliosa, intelligentissima. Caspita. E poi, insomma, 4 matrimoni, 3 figli, che sono tutti del primo matrimonio, mi pare. Corretto. Tutti del primo matrimonio. Si vocifera che il figlio di Woody Allen sia suo. Quello con Mia Farrow, sì, perché poi, che poi anche lì, no? Mia Farrow era sul set di un film e arriva un avvocato e gli dice: guarda, bisogna firmare perché questo è il divorzio da Sinatra. Non sapeva niente, e tra una pausa e l'altra e poi firmò. C'è da dire anche questo se la sposava Gardner, che era secondo me, caspita, forse una delle più belle donne del cinema. Insomma, Ava Gardner è stata per più generazioni un riferimento di bellezza. Una bellezza incredibile. E sembra, perché poi dopo anche qua ci sono molte leggende, sembra che durante i funerali di Ava Gardner, lei è sepolta in Carolina, credo, nel paese suo dove nacque in Carolina, insomma in uno di questi paesi. Sembra che la cerimonia avveniva in un'altura del cimitero. Dicono che ci fosse una limousine nera per tutta la durata del funerale e che, terminato il funerale, questa limousine sia andata via, e tutti sostengono che lì dentro ci fosse Sinatra. No, sono cose che fanno anche piacere a noi fan immaginare. No? Invece io, se devo dire, adesso vi faccio vedere, forse perché il mondo del cinema è fatto di donne bellissime, eccetera, e a mio avviso io ritengo che la più bella donna che io abbia mai visto al cinema sia questa. Vediamo se dalla regia che non sono io, riescono a farla vedere. Eccola qua, te pareva che... Sì. Vediamo se eccola qua. Chi è costei? Questa si chiamava Kay Kendall, ed è stata la moglie di Rex Harrison per un breve periodo, perché è morta a 32 anni ed è la protagonista di quel delizioso film che si intitola Come sposare una figlia, che consiglio a tutti di vedere, perché è divertentissimo. E quello che sono due cose che mi colpiscono di lei. Intanto che sia inglese, perché diciamo la verità, le inglesi non è che siano... non brilla proprio, ecco. Ce ne sono, perché per l'amor di Dio... Salvo la regina adesso, che è un esempio di beltà. Però lei è inglese, ma soprattutto era una grande comica.
donna di quel tempo poi. È bella, perché adesso parliamoci chiaro, una grande comica è tipo Shirley MacLaine, però Shirley MacLaine non è che uno si gira a guardarla. Questa qua ti giravi a guardarla ed è secondo me forse la più bella donna che io abbia, perché ha anche classe. Perché ha anche classe. Si vede già da come tiene, già il fatto che abbia lo Chevalier, l'anello al mignolo, secondo me denota molto. Poi se era moglie di Rex Harrison, insomma, non poteva. no, ecco. Allora, per quanto riguarda lo spettacolo di domani, perché sennò poi dopo ce ne dimentichiamo ed è peccato, c'è ancora qualche posto? Ci sono ancora dei posti che possono essere acquistati o oggi pomeriggio o anche stamattina al Ticket Point di Galleria Rossoni, altrimenti oggi pomeriggio alla Cassa del Teatro Miela dalle 17 alle 19 o se no molto semplicemente domani da un'ora prima dello spettacolo dalle ore 15:30 direttamente alla Cassa del Teatro. Che è un spettacolo anche abbastanza lungo. Insomma arriveremo, tra l'altro sulla pagina che promoziona lo spettacolo su Facebook una signora, come giustamente molte volte succede, ha chiesto quanto dura e io ho risposto fino a quando non finissi. Anche perché ora io capisco perché la signora in queste ore giustamente aveva delle cose e pur di venire allo spettacolo ha chiesto perché poi doveva incastrare altre cose. Certo, potete immaginare che per chi dà una cosa in palcoscenico sentire già che prima di cominciare uno già ti domanda come finissi non è proprio il massimo. È come fare l'amore con una donna e già quando ti chiede come è stato, insomma, al momento che insomma cominciamo poi ti saprò quanto dura. Esatto, ecco, è meglio. Però questo per dire che no, durerà, io penso che intorno, cominciamo 16:30, 18:15 dovremo finire, insomma. Anche perché poi, lo sanno le mie due compagne di palcoscenico, il problema è quando si mette Colautti sul palco, è un po' difficile pensare un orario di fine, però siccome dopo abbiamo la cena con la compagnia dobbiamo finire relativamente presto, ma no, ovviamente finiamo, anche perché poi abbiamo pensato ad un programma che appunto darà delle cose magari meno conosciute, ma anche delle canzoni che poi permettano di coinvolgere il pubblico. E quindi penso, e lì entra in gioco Dean Martin, e con Dean Martin, che tra l'altro ricordiamolo con Sinatra, Sammy Davis Jr. avevano il Rat Pack, con Dean Martin, che come dice il cognome e anche quello di Sinatra ovviamente erano di ascendenze di origini italiane. Dezz'amore. Esatto, quelle erano canzoni, Dezz'amore, Mambo Italiano, sono canzoni che servivano proprio negli anni 50 a riabilitare un pochino il ruolo dell'Italia in giro per il mondo, tra l'altro, mescolando dei luoghi comuni, perché pizza, mandolino, mozzarella, tarantella, però almeno si parlava d'Italia. Sinatra ha cantato poco canzoni italiane maniera spinte. Molto poco. Invece Dean Martin ne fa. Dean Martin ne ha fatto una bandiera. E al contrario, tra l'altro, dei due, Sinatra in scena beveva molte volte. Dean Martin aveva sempre il bicchiere di whisky in mano, tutti pensavano fosse whisky, era tè. Semplicemente perché lui proprio non beveva, anche perché ebbe a dire in un'intervista che se in tutti i concerti che lui ha fatto in vita sua avesse bevuto sarebbe già morto di cirrosi. E poi dopo i due Sinatra era molto geloso del fatto che quando si esibivano insieme il pubblico ridesse per le battute di Dean Martin e non per le sue. Allora una sera si arrabbiò e disse da domani io dico le battute di Dean Martin e la gente continuava a ridere per le battute di Dean Martin e per le sue, e ha detto vabbè, ormai partita persa. E qui ci si riallaccia a un'altra cosa un po', come dire, un po' generica, generale, è che il pubblico solitamente ti etichetta in una determinata sì. Quindi il pubblico aspettava da Sinatra la voce.
Dean Martin, la voce ma il tratto comico, e Sammy Davis Jr. invece il lato più elastico, diciamo, di movimento. Dei tre probabilmente la voce di Sammy Davis Jr. era la più potente per certi aspetti. Certo. Infatti è quello che l'ha fatto fuori prima. E poi quello che io una volta avevo avuto modo di intervistare la figlia di Dean Martin, una delle figlie di Dean Martin, e quello che è curioso è che quando tu pensi a Dean Martin sorridi. Certo. Perché ti viene in mente questo personaggio che, diciamo, come dire, lo dico, chiedo scusa, non aveva per cui niente. No, infatti, ma è così. Ma con classe, no? Certo. Con classe. Sai, intanto il fatto, io penso che quando loro erano assieme nessuno possa dire di averli mai visti senza smoking, che sembra una baggianata, però insomma voleva dire tanto. No. Era anche un'epoca dove se non eri vestito in una data maniera non ci si presentava in pubblico. Ma voglio dire, e quindi Sinatra ti induce anche un certo rispetto, un distacco quasi. Sì, ma un distacco certo. E invece Dean Martin proprio ti mette... È uno che potresti immaginare nel salone di casa tua a cantare vicino al pianoforte. E ti mette di buon umore. Sì, Sinatra anche, però... con un certo distacco. Non ho ricordato, parlando anche del Sinatra, come dire... c'è un documentario su Quincy Jones, che praticamente nel corso di questo documentario c'è un capitolo dedicato a Sinatra e Quincy Jones idolatra Sinatra perché, e questo pochi sanno, noi non realizziamo che fino agli anni 60 per i musicisti neri era difficile, se non impossibile addirittura. Non era difficile tanto esibirsi quanto, per esempio, dovevano dormire o dovevano alloggiare in hotel differenti rispetto ai bianchi. E in una di queste tournée, arrivati a Las Vegas, dissero a Sinatra, guardi che non alloggia nello stesso albergo, e Sinatra disse, se non alloggiano nel nostro stesso albergo io non canto, e da quel momento in poi... è stato un precursore. Quindi, voglio dire, questo personaggio appunto complesso, per certi aspetti anche vendicativo, perché possiamo dire anche che fu anche vendicativo. Si sa di persone a cui tolse il saluto per stupidaggini, però poi dopo, come dire... ma qui si aprono in realtà due discorsi su Sinatra. Uno che è quello dove si scontra anche un po' mito e realtà, che è quello dei rapporti di Sinatra con la mafia. Sì. Inevitabilmente, allora se tre indizi fanno una prova, è ovvio che qualche legame ci deve essere stato, questo fuori di dubbio, anche perché io conosco persone di origine italiana che frequentavano New York e Manhattan, soprattutto negli anni 40, 50, 60 fino agli anni 70, persone che erano nella ristorazione e hanno dovuto chiudere dei ristoranti perché non graditi, ma hanno avuto proprio delle spedizioni punitive. E se eri di origine italiana il legame era praticamente impossibile non ci fosse. Uno. E poi c'è il legame invece di Sinatra con la politica. Sinatra in questo è sempre stato molto furbo, perché sua madre, per esempio, era una grande attivista del Partito Democratico. Sua madre, tra l'altro, una che, insomma, se mischiava Sailag arriva a essere traduttrice per il tribunale, per Little Italy, però poi faceva la spia di quello che succedeva. C'è anche dicono che l'incidente aereo che le costò la vita fosse stato una sorta di... Sinatra non si è mai apertamente dichiarato solo da una parte o solo dall'altra, tanto che lui ha mantenuto rapporti sia con... Lui andava, diciamo, ad personam, cioè appoggiava la persona. Questo gli permetteva che, come girava un po' il vento, sono famosi, e in questo anche per i loro trascorsi artistici, i rapporti con Reagan,
sì. Con Reagan era regolarmente alla Casa Bianca, regolarmente, si parla addirittura di 5-6 volte l'anno a cena, in cene confidenziali. E si dice anche che la signora Reagan di queste cene godesse anche del dopo cena. Che ci fosse una sorta di passaggio segreto. Sì, per una dépendance, ma... Solo l'idea. Si immagina che bello. Ma sì, quella che adesso il nostro amico Trump ha buttato giù per fare il salone da ballo. Reagan lo usava anche un po' per una sorta di cadeau per i presidenti, i primi ministri che arrivavano in America. Lui dice benissimo, stasera una serata con Sinatra. Poi si racconta anche di un grande dolore personale nel momento in cui lui era sul set, quando seppe dell'uccisione di Kennedy. Lui è stato giorni dove ha interrotto le riprese di un film ed è stato giorni chiuso nel suo camper sul set. E tra l'altro su questo, così segnalo anche un bellissimo film con Sinatra che si intitola Vai e uccidi. Sì, non l'ho mai visto, ma... Guarda, recuperalo in qualche modo. È un film dove c'è in una parte stupefacente Angela Lansbury, che era sua amica. E questo film, adesso non posso raccontare la trama perché se solo accenno la trama spoilerò, però dopo la morte di Kennedy, Sinatra, che era produttore di questo film, lo ritirò dalla circolazione perché spaventato da possibili... Infatti il film riuscì credo, ma dopo gli anni... Sinatra era ancora vivo, ma dopo gli anni '80, proprio perché si riteneva che fosse, rivedetelo, ha un titolo osceno, in Italia Va e uccidi, il titolo americano è ancora, il titolo inglese è ancora peggio perché è The Manchurian Candidate e non si capisce, bene. E tra l'altro questa cosa dell'amicizia con i presidenti, l'amicizia personale che lo legava a JFK, fu lui che presentò Marilyn Monroe a JFK. Il capitolo... E tra l'altro, questo per finirla in allegria, siccome Marilyn Monroe esplorava anche universi paralleli, diciamo, quello di un rapporto tra uomo e donna, Joe DiMaggio durante il periodo del loro divorzio, affranto da questo, incaricò un suo detective di seguire Monroe, diedero per certa un suo apparto, diciamo, in una camera d'albergo con un'altra donna, al che Joe DiMaggio e Frank Sinatra irrompero fecero eruzione in questa camera e si trovò sta baba che invece stava dormendo e intentò causa verso di loro, che poi finì quasi in nulla, però mi immagino. No, ma mi dico, ti immagini che adesso ne versi la porta e ne arriva Frank Sinatra e Joe DiMaggio, sì, che anche Joe DiMaggio all'epoca era Joe DiMaggio in America. Sì, credo che fossero i due... esatto, le due bandiere, le stelle e le strisce della bandiera. Immagini che ti arriva in una camera d'albergo e ti sono in déshabillé. La questione di Marilyn Monroe, bisogna dirlo poi dopo, dobbiamo andare anche in pubblicità, la questione di Marilyn Monroe, io ho appena finito di leggere un libro sugli ultimi giorni di vita di Marilyn Monroe. Sinatra ne viene fuori abbastanza bene, abbastanza bene, ma c'è un capitolo, il capitolo dedicato ai Kennedy, che è sconvolgente, perché sta donna ti fa passione. Perché venne utilizzata una roba... Parlando dei Kennedy verrebbe un po' da dire che insomma, c'è del marcio in Danimarca, pur non essendo Danimarca. Allora io direi, regia, facciamo così, noi adesso andiamo in pubblicità, dobbiamo preparare tutto l'apparato anche per Balla Bene, eccetera, e quindi magari se per farvi stare tranquilli in regia, magari quando rientriamo mettiamo anche una clip di un brano di Frank Sinatra, così entriamo in the mood. In the mood, sì, in the mood, no in the mood. In the mood, ho detto, sì, in the mood. Sono mi sordo ormai. Pubblicità.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps staring around, one who can't move. But where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I stopped opening doors, finally finding the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, so sure of my lines, and no one is there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. I'm sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year. Well, now this is my first affair, so please be kind, handle my heart with care, and please be kind. This is all so grand, my dreams are on parade. If you'll just understand why they'll never, never, never fade. Tell me your love's sincere and please be kind. Tell me I needn't fear. Please be kind. 'Cause if you leave me, babe, I know my heart's gonna lose its mind. If you love me, please be kind. This is my first affair, so please be kind. Handle my heart with care and please be kind. Yeah, baby,
Hey, tell me your love's sincere, and please be kind. Say you won't bite my ear, and please be kind. 'Cause if you leave me, babe, I know my heart's gonna blow its mind. If you love me, baby, please be kind, be Allora, eccoci pronti per la seconda parte di questa puntata di Trieste, di Sveglia Trieste, dai, a me ormai... No, sbaglio sempre. Con Alessio Colautti ci hanno raggiunto Marco Balaben alle tastiere e poi ci sono, presenta tu Alessio, visto che sei il capocomico. Il capocomico, sei quel che forse le pagherà, cioè quindi è un ruolo importante. No, ci sono, so che è una roba un po' smelenza dire, ma sono due amiche mie personali, poi anche due persone, due voci tra le più belle che abbiamo in città. Come no? Il Memory del mio cuore, perché come cantava i Memory è difficile sentirlo. Sottoscrivo pienamente. Che non le canterà stamattina perché cantare Memory alle 9:12 della mattina sarà difficile. Elisa Colommi, la Colommi, e poi come ho detto ieri noi siamo comico, mi ritengo molto democratico e volenteroso perché oltre a far lavorare un Furlan chiediamo lavoro anche a una mujesana e abbiamo con noi Francesca Marsi. Non sei istriani in giro? Com'è? Non sei istriani? No, ma quelli in ogni dove, sta tranquillo che te li trovi senza problemi. No, perché quel sui soldi... Tranquilli. Allora, coloro performer, come si dice, Elisa è stata una bellissima produzione anni fa di La Bella e la Bestia, poi insomma hanno goduto della sua voce nei mari di mezzo mondo, e poi Francesca che è figlia d'arte, perché figlia di Cotanto papà, ma anche la mamma però. Sì, come no, la mamma Nicoletta D'Estradi, ma lei è insomma una bellissima voce di uno strumento davvero notevole, usato anche molto molto bene. Allora abbiamo una vignetta di Englaro su che, tra l'altro adesso questa è una vecchia battuta, ma insomma si può, Tite se nutri o te se natri, nutria che non te son altro, mi me nutro perché solo Frank Sinatra. Ce n'è un'altra ancora che circolava al Dante, diceva perché Federico Fellini compra assai caffè? Perché Giulietta Masina. Guarda, queste sono le battute che solitamente fa Balaben. Cioè, questa è la roba di Balaben e citiamo Muscovi, perché Muscovi è anche un altro cantore. Arrivano dopo, però... Ma guarda, purtroppo arrivano, come venisse di dire. Purtroppo arrivano, questo è il grave. Ecco. Questa storia delle battute che arriva dopo, io ho una grande... Sì, è roba tua anche. È roba mia, è una grande diatriba con Davide Calabrese. Altro. Perché a lui non che piace le battute che arriva dopo, e invece a me sì. E no, perché insomma col lavoro che fa Davide, se le battute arrivassero dopo loro sono già in camerino. Vari ed eventuali. Sì, vari ed eventuali. Comunque fra i musicisti triestini penso che sia Cainero il numero uno su sì, Cainero è... Mi ricordo una sua che ha detto a Spalato il buongiorno si vede dal mattino. Dal mattino. Ma ti capisci con chi che ne tocca lavorare? E ti tocca anche pagarli dopo. Mi tocca anche pagarli. Questo allora facciamo così, visto che io sono molto fiscale in parecchie cose, ma soprattutto nella pubblicità, diamo subito la pubblicità delle 9:15, così dopo poi ci scateniamo senza problemi.
Allora, rientriamo in studio, adesso cominciamo anche a fare un po' di musica, perché il concerto, lo spettacolo di domani, come diceva Alessio, non parla solo ed esclusivamente di Sinatra, ma appunto si apre, diciamo così, a quella tradizione swing. Sì, il crooning, no? Il crooning. Tra l'altro Sinatra non amava molto questa definizione, anzi la versava piuttosto. Però voglio dire, quel sé, insomma, meno quella che insomma le altre, insomma, ecco, mi avessi più da fastidio che medaglie del mafioso, ma comunque così andò. Insomma. Tra l'altro chiedono se ti sei cambiato giacca, no, sempre la stessa rispetto a prima. No, forse siamo andati in Technicolor, prima era bianco e nero. Bianco e nero. Dalle 9 siamo allacciati alla rete nazionale in Technicolor. No, ma forse... Quindi, allora... andiamo subito. Anche perché c'è un brano di strettissima attualità, se vogliamo. Sì, perché anzi chiedo alla nostra Elisa di prepararsi, magari mentre così noi introduciamo, e notizia di questi giorni c'è stata questa, dopo tanti anni, più di 50 anni, questa missione verso la Luna di una nave, di una vicella, della quale non si sentiva troppo in questo momento, ma altre priorità, però bisognava farlo. Hanno spedito questa navicella che ha esplorato il lato nascosto, mai visto della Luna. Non si è smontata in terra, perché non aveva il permesso di soggiorno, quindi non aveva lasciato attraccare in porto sicuro. La cosa bella è che il capitano della navicella hanno avuto questi 40 minuti di silenzio radio. Lui ha visto questo enorme cratere e l'ha nominato, perché colui il quale vede per primo un cratere sulla Luna gli può dare un nome, e ha dato il nome della moglie che purtroppo non c'è più, quindi questa cosa molto poetica legata alla Luna. Ieri sera sono rientrati facendosi un sano tocce, perché giustamente dopo tanti giorni era ora di lavarli, visto che non funzionava il gabinetto, e che pensava lavemoli prima che torni in America, e quindi per celebrare questo momento della Luna Elisa ci canta Blue Moon, che è una canzone degli anni 30 addirittura 34, poi ripresa da moltissimi, vero? Anche Sinatra in Capitol c'è un'incisione. Sì, infatti è una canzone. Non è però Sinatra... una delle sue. No, però è una canzone che si lega a quel periodo. Elisa Colomi, Marco Balaben, Blue Moon. Without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without the love of my own, without a love of my own, without a love of my own.
Allora, non so, gli autori non sappiamo. No, non ricordo. Hart sarà stata probabilmente sì, facile, molto quella facile, gente là. molto facile. Allora, Elisa può parlare, no? Penso si parla come il coso. Ne ha facoltà. Ne ha facoltà. Anzi, potete fare così. Sì, esatto, sì. Il giudice Santi Licheri. Allora, questo brano qua, che insomma a sentirlo sembra facile, ha delle voglio dire delle difficoltà, ma comunque è così semplice come sembra? Allora, non è semplice, cioè la difficoltà dei brani facili, fra virgolette, è che non devi essere sempre ripetitivo, perché altrimenti, no? Quindi il bello di un brano così è fare ogni tanto qualche piccola variazione di nota, perché altrimenti bene o male è sempre, no, è sempre quello. Quindi più che altro non tanto tecnicamente, perché ovviamente poi il maestro ha scelto una tonalità che va bene per la mia voce. Qua già io mi perdo su questi discorsi perché per me è tutto preciso, ma sì, comunque... basta. Altrimenti avrebbe potuto essere o molto alto o molto bassa, no? Se fosse stata in tonalità maschile. Questa è una tonalità che per me è comoda, quindi non è tanto la difficoltà delle note e quanto appunto riuscire a rendere con qualche piccola variazione ogni volta le strofe. Però chiaritemi tutti e tre adesso una roba che io veramente non capisco come si fa. Soprattutto in brani come questo, no? Non tanto nei brani diciamo tratti da musical eccetera, dove c'è una continuità. Come si gestisce in palcoscenico i momenti dove c'è solo musica? Cioè che cosa si fa? Se fa dei gesti strani, se fa così, io penso che quando c'è solo musica chi la loro che chi te ha parlato dopo te parlerà. Non è un momento per noi complicato da dire oddio cosa devo fare, anzi è un momento per dare proprio importanza solo alla musica, quindi ci si fa solo un po' da parte e si ascolta. Non è necessario far niente. Okay. Soprattutto in una situazione come un concerto non è necessario secondo me riempire con appunto movimenti che spesso risultano inutili, no? Se no, quindi piuttosto si lascia spazio, si ascolta No, anche perché poi fossimo alla Carnegie Hall c'è bisogno di riempire un palcoscenico enorme. Qua abbiamo un pianoforte gran coda che già copre, una batteria che riempie molto, un basso. Un nano intendo, che già riempie e poi chi canta già è tutto. No, volevo dirti che in questi momenti quando c'è la musica, solitamente chi canta la musica la fa e gli altri che si inquinta prega che tutto va bene. Certo. Ecco, c'è questa un po' la differenza. Da non stare immobili ovviamente, cioè nel pezzo strumentale, ecco, vedere poi uno proprio lì impalato immobile, no. Cioè segui un po' il ritmo, però è anche giusto soprattutto perché in quel momento il maestro sta suonando e sta anche lui performando. Sì, perché in quel momento l'attenzione è concentrata, deve essere concentrata su chi suona in pratica. Quindi se fai movimenti anche troppo grandi porti via l'attenzione da chi sta suonando. Il mio problema nei brani c'è sempre anche un pezzo strumentale dove l'interprete e il cantante si un po' lascia, sì. Questo è più difficile da fare col karaoke. Certo. Perché là non c'è nessuno che suona, fa uno. Un applauso all'orchestra. Certo, questo è un po' più. Questo parlavo pro domo mea per delle mie cose, eccetera. No, qua hanno cambiato postazione anche sedia e stava cascando tutto quanto. Non sarebbe stato anche. Che meraviglia! Te volevi, invece no. Allora. Tra i vari brani di Sinatra ci sono quelli come dire più iconici. Va bene, uno è My Way, che poi sembra che lui odiasse e alcuni sostengono che lo odiasse perché non era riuscito a comprare i diritti e quindi che toccava cantare una canzone, lui non ci aveva messo niente in scarsena. Sì, tra l'altro ho saputo che non lo sapevo, l'ho saputo in questi giorni che l'incisione di My Way che noi sentiamo Mato l'aveva fatta in un take solo e al primo ascolto. Tipo Mina con quella di Alex Britti. Oggi sono io. Sì, stessa cosa, ma metti i brividi, pensavo una roba del genere. E ce n'è un'altra con quale magari possiamo chiudere questa parte. Ce n'è un'altra che è tratta tra l'altro da un
credo sia da uno spettacolo musicale a sua volta trasformato in un film, e Sinatra l'ha fatta propria, che è The Lady is a Tramp, con la A, non con la U, perché molti pensano che adesso sia The Lady is a Tramp, che significa la signora è vagabonda, e vagabonda intuire anche altro. Sì, in fasi orizzontali. Il musical era Pal Joy, il film è anche Pal Joy, dove c'è Sinatra, dove c'è Rita Hayworth e Kim Novak, quindi insomma, voglio dire, per tutti i gusti e per tutte le età, in sostanza. Questo diventa uno standard di Sinatra, soprattutto dopo il concerto. Adesso a me secca far la parte del saccente, però le robe che i laureati sono tite, tocca, insomma. e mastigo, soprattutto dopo il concerto che lui tenne al Madison Square Garden nel 74, dove propose una versione che poi è diventata la versione di The Ladies a Tramp. La presentiamo? Ah, bene, allora facciamo tutta sta cosa per qui non faccio mai. Solo lascia il microfono, vero? Sì, che non perdo. Certo. Faccio un attimo non faccio... Femo un posto di zonta. Ah, un posto di zonta, non so mai. Un bel cambio. Tra l'altro posso dire, adesso che guardavo, Elisa e Francesca, e guardavo anche te, si vede che chi lavora con me non li pago, sai, perché siamo tutti dimagriti negli ultimi tempi, vuol dire che non sai i tempi delle vacche grasse, come dire. Il nostro lavoro non paga molto, evidentemente. Quando sta una perdita di chili notevole, vuol dire che insomma non frutta, diciamo. Sì, effettivamente, vabbè. Non frutta. No, frutta bisogna mangiare. Sì, ma altro niente. Anche questo. Vado che copro me, vado. Sì, ecco. sì. Suona per dimenticare. She gets too hungry for dinner at 8. She likes to theater and never come late. She never bothers with the people that she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like rap games with Baron Sanders. One go to Harlem in her mind and purse. One dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She liked the free, fresh wind in my hair, life without care. She's broke, but it's all. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady, she's a tramp. She loves the theater, but never come late. She never bother with people that hate. She never bother with the people that she hates. That's why the lady is a tramp. She liked the free, fresh wind in my hair, life without care. She's broke, but it's so. It's California, it's so cold and so damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. La classe. Okay. Francesca Marsi, Marco Balaben, special guest. Non è detto che non faccia lo special guest anche più avanti. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora fino alle 10.
Allora, come vedete Alessio Colautti si è già messo in posizione. Impostazione perché in posizione sì, tutta la sta oggi è così. Anzi, io chiedo scusa ancora perché con sto mal di schiena sono veramente un catorcio. Certo, ringraziamo lo studio Gorta. Invece il prossimo brano è That's Life. Tu sai qualche cosa di questo brano che credo sia metà degli anni 60, se vado... Sì, metà anni 60, e tra l'altro è una cosa che schizza l'occhio un po' alla musica quasi nera, no? Perché richiede un po' questa parte quasi graffiante in alcuni momenti, anche perché poi è un invito a, insomma, un po' col viva la bon, sì, that's life, cioè così la vita, questo vuol fare, che la va di bene, che la va di male, sono sul fiore della gioventù. E tra l'altro io questo brano lo faccio solo perché mi posso avvalere di due coriste d'eccezione, insomma, avere Columbi e Marsi come coriste, che tra l'altro questa roba costa 30 euro in più perché intervengono in un coro anche. E quindi per questioni sindacali nell'onorario. Se dovessi accodarmi anch'io, non ti dago 30 euro, ti dico subito Umberto, perché anche 10 basta. Com'è? Anche 10 basta. Sì, ma con ritenuta d'acconto diventa 7,5. No, vabbè, devo andare a i giornali, e 7 basta. 7,5 sono perfetti. No, non è male. 7 euro per dire un... Sì, quel devo dire, dire, vedo cosa dire. Sì, certo. Maestro, prego. That's life. That's what old people say. You are reading high in April, shut down May, but I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. And so funny it may seem, some people get their kick, stop up in a dream, but I don't let it get me down. 'Cause that fine old boy kept spinning around. I've been a puppet, a pirate, a poet, a pawn, a king. I've been up and down and over and out. I know the thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, can that in? I too a quicking baby, but my heart just ain't gonna break. And I found I think I was gonna try. And I did take in, I sing and run, and jump and run, I'm being up here, and it fly, and up and down and over and out, and fly, and jump around a bird in the fly, and top and up, top and just in the rain, that's life, and a tired in it in, I'm gonna be and stop in the rain, and it's no shining June. I ain't gonna roll myself up on in the rye. That's life. Oh yes. Tra l'altro non è una canzone semplice, anche perché è piena di modi, adesso è piena di modi di dire. Questo è il fatto, sì, è divertente, è un po' una sfida in questo, no? No, vedo adesso perché io non avevo mai letto il testo, andavo sempre a... Sì, un po' tutto modi di dire riportati. Sì, quindi insomma... E poi è divertente soprattutto per uno come me, io lo racconto molto spesso, io ho iniziato a studiare il tedesco già negli anni... Questo è inglese? Sì, grazie Umberto, sapevo che era inglese, ma dico, io arrivo in prima superiore
dove c'era solo la classe d'inglese. Ah, ok. E mi mettono con la professoressa Merisana Furlani, che posso nominare perché povera non c'è più, provetta d'ingresso. E c'era scritto scrivi cosa vedi nell'immagine, e c'era un signore a cavallo, e io alzo la mano e dico guarda professoressa che io non so l'inglese. No, diciamo non interessa, tu devi scrivere ciò che sai perché io da lì valuterò ciò che tu sai, ma io non so, tu scrivi, e io ho scritto I'm going with the caval perché era e ho preso uno più. Il più mi è stato dato perché ho usato la forma in ing, che mi so neanche che fosse, e quindi mi ha dato questo plus quindi per me incastrare tutte queste parole anche perché questa è una cosa che ha detto anche la signora Maslova, che è la cantante che in questi giorni fa Butterfly, signora russa, e sai lì c'è questo splendido libretto di Illica e Giacosa, e lei ha detto che è piuttosto in difficoltà perché sono mucho de parole da incastrare dentro, e figlia mia la pensava che era solo il coro muto della bocca chiusa, ma c'è anche altro in quell'opera. Quindi... Tra l'altro nella Butterfly io adesso sono quelle robe che non sapevo dello zio Bonzo. Zio Bonzo, e lo che zio viene dalla platea tra l'altro. E lo zio Bonzo furibondo, una roba che al limite poteva essere lo zio Bonzo furibonzo. Ma insomma altra vostra se per voi. No, tra l'altro sì, perché poi vedi come il teatro ti fa cambiare la vita. Quello che canta Bonzo, che è un cinese, il matto ha dei cavei, beato lui, fluentissimi, e gli metti la calotta. Mentre Dario Giorgelè, che è un amico che fa il principe agli Amadori, lui si spelai e cazza una parrucca e tocca per terra. Questo per dire che chi che il pan non ha mai i denti. Quindi noi dovremmo... E neanche il negozio del dentiere. Quindi noi dovremmo andare a fare la Butterfly in pratica, esatto, per avere... Sì, per avere un ricordo. Tra l'altro bisogna dire anche questo, poi tornando a Sinatra più degli altri, la sua pronuncia dell'inglese è leggendaria, da dettato. Sì. E c'è un brano che è dentro l'album All Blue Eyes is Back, che è una delle tante volte in cui lui tornava sulle scene dopo averle abbandonate, che avrà fatto lui è stato il precursore, perché adesso va di moda a dire il tour d'addio e dopo 2 anni torna fra le ancora là che gira. E c'è un brano molto bello che si chiama There Used to Be a Ballpark, ed è una storia molto triste su un campo giochi che non esiste più. E c'è una frase del testo che dice The summer went so quickly this year. Quest'anno l'estate se n'è andata troppo velocemente. Troppo rapidamente. Dice un linguista che la pronuncia dell'avverbio quickly in quella canzone detta da Sinatra è un prodigio, perché dice la pronuncia è perfetta, ma riesce anche a rendere l'idea stessa della velocità, perché non dice quickly. È quasi onomatopeica. Sì, bravo, diventa onomatopeica. Poi ricordiamo che Sinatra nasce da 2 genitori italiani, quindi l'inglese che sentiva parlare a casa non era proprio quello oxfordiano, insomma, no? Negli anni, lui nasce nel 15, no? Nel 15, il 12 dicembre del 15. Quindi immaginiamoci che insomma non era così proprio semplicissimo parlare un bel inglese a casa. Ecco. No, posso, scusa Umberto, ma approfittare anche perché penso che chi ci vede da casa sarà anche stufo di vedere con la UTI, perché vengo qua spesso, però avere loro 3 qui con me oggi è un evento, e ringrazio anche per questo Massimo e Enzo che sono in regia, perché hanno fatto un lavoro di logistica notevole, ma mi piace molto sottolineare il fatto che io ho qui vicino a me delle persone che hanno anche un grandissimo trascorso personale, artistico, che insomma dopo le robe gli è capitato anche lavorare con la UTI, perché è un po' quello che parlavamo prima dell'opera di Sinatra, con tante perle meravigliose, qualche roba che mi nudaia succedi, e loro, voglio dire, arrivano da grandi, e con ognuno di loro ho avuto anche delle esperienze diverse in palcoscenico, perché con Marco siamo stati a Roma anche più di una volta per i giuliani che vivono ma lì abbiamo fatto anche una sfida friulani triestini a Chi Roma. ha vinto?
ovviamente noi, non è che domande queste, no, Oiga dà il trofeo agli istriani per manifesta superiorità e poi con Elisa abbiamo affrontato molto anche il repertorio popolare triestino, sì. Poi con loro abbiamo fatto proprio un annetto fa un bel programma sulle mamme, proprio il 13 di aprile dell'anno scorso. Così esplorando da mamma mia ovviamente poi in avanti e noi qua... anche balocchi e profumi, sì, come certo. E noi 4 insieme a Michela Vitali che curerà il suo consueto Cantonzin de Triestin, il 21 di giugno inauguriamo l'estate, quella che era Estate in Giardino, il teatro in giardino. Abbandoniamo il giardino pubblico per ragioni di mancata convivenza con le pantigane o loro o noi, e poi anche perché non c'era, insomma, andiamo al Miele, perché il Miele è dotato da quest'anno di aria condizionata e quindi possiamo farlo, se manterremo il lunedì, però non più alle 21 ma alle 18:30, così anche chi non può venire alle 21 perché era troppo tardi viene alle 18:30. Giugno, luglio e agosto, quindi carattere mensile. La prima saremo io e Francesca, la seconda luglio saremo io e Elisa, possiamo già dire che il titolo sarà Vanoni e Paoli, una lunga storia d'amore, sarà un doveroso omaggio. E poi ad agosto chiuderemo in Kranz Parade tutti quanti, tutti e 4 insieme. Con una cosa sul quartetto Cetra, il trio Lescano, quindi le formazioni, ho capito. Anche perché come che armonizza ste due certe robe, te brivido. E invece con Francesca cosa fate all'inizio? Guarda, non possiamo ancora parlare No, perché la prima, quindi essendo la prima non vogliamo svelare niente. Anche perché non sapevo. Dove inventare. Sì, siamo in lavoro, stiamo lavorando. Stiamo lavorando per voi. Siamo uno dei tanti cantieri aperti in città. Sì, che uno o l'altro. Anche lui da mal de schiena. No, vado al cantiere. Ecco, tu te capisci dove siamo arrivati. Sì, ho un'idea. Allora, se no poi dimentichiamo, c'è anche un altro brano che tu hai preparato e lì siamo proprio... Sì, io lo lasciamo verso la chiusura o cosa dici? No, volevo farlo adesso, no, ma magari è meglio che lo mettiamo, durante che è un grande classico, insomma. No, ricordiamo l'appuntamento di domani, volete ricordarlo voi? Domani alle 16:30 al Teatro Miela. Vi aspettiamo tutti, mi raccomando, riempiamo questo bel teatro con Quando cantava Frank Sinatra, ma non solo. Brava, è vero. Ma perché ti hai messo tra parentesi Sinatra? Così, tanto per dargli lavoro alla tipografia. Sì, anche perché poi sentiremo, c'è una specialità di Elisa. Elisa è particolarmente brava. Canteremo per esempio Matilda di Harry Belafonte. Elisa è Everybody. Io sono addetta proprio a quello. Sì, lei. Cioè, lei proprio sì. Anni del di conservatorio. Sì. Tipo Al Pacino. Ah sì? Queste cose qua. Esatto. Sì, anche parlavamo con loro che c'è Lillo. Sai, il duo Lillo e Greg. Ho capito l'inno, figurate che sintonia che ero. Sì, c'è Lillo, è stato ospite all'ultimo Sanremo e con sta orchestra che suonava un mega mambo con archi e tutto, e vi ha fatto il cantante di mambo facendo che sono due suoni. C'è una qua credo che sia un repertorio che tu non affronterai mai, però c'è come si chiama? Eddie Murphy, una delle cose più divertenti che ha fatto Eddie Murphy durante Saturday Night Live, ma anche nei suoi spettacoli, è quando fa l'imitazione di James Brown. Perché dice, fare l'imitazione di James Brown non è difficile quando James Brown parla, perché dice, basta fare ogni tanto dire delle cose assolutamente senza senso, tipo e uno si è a posto finché campa con l'imitazione di James Brown. Poi non è detto che io non tocchi, anche perché questi due signori, il Griso De Gradisca e la signora Columi, in un programma di 2 anni fa al Giardino Pubblico durante la rassegna estiva mi hanno fatto cantare Vasco. L'abbiamo obbligato, peraltro con risultati ottimi, cioè tutti gli hanno fatto i complimenti e lui pensava che la gente
sai, esagerato, no, ma veramente è andato benissimo, che non te l'aspetti perché insomma è abbastanza lontano dal suo genere, no? No, tanto che certi mi hanno detto, ma scusi, ma perché la va avanti a fare operetta della moglie, se butti su nasco, sarebbe tanto meno. Perché non la fa? Sì, ecco. Ma James Brown, sapessi fare buttare il microfono in avanti, fare la giravolta e brincare il microfono? Sì, che non c'è l'asta qui, quindi no. Almeno magari se vengono l'asta se l'ha. Possiamo fare. Sì, certo. Tra l'altro una piccola nota su Notte in Caffè, che quest'anno, questo è il penultimo appuntamento di Notte in Caffè di quest'anno, okay. Chiuderemo il 3 di maggio con il consueto aperitivo d'operetta. Te pareva? Ovviamente. Se Cincillà o Salomè? No. Nessuna delle due? Okay. Perché il nostro del Galà che lo facciamo. E da lì poi annunceremo i titoli della stagione 26-27. Che sarà la 17ª, ovvero la 12ª ospitata al Miela, perché noi siamo nati al Caffè San Marco, poi passati per la Sala Rovis e arrivati qui. Ci sarà, posso già dire che stiamo... Una cosa che non ho mai toccato in 16 anni è un omaggio a Domenico Modugno. Accidenti. Se anniversari, no. No, ma noi andiamo un po' corrente così. E poi Papillon, una cosa, sì, esatto, quest'anno devo dire che con grande gioia la stagione di quest'anno segna un po' il ritorno a pieno regime di Notte in Caffè, dove prima del Covid Notte Caffè era obbligata a fare 2 spettacoli ogni domenica perché avevamo più abbonati di quanti posti a teatro. Poi il Covid sappiamo che è stato un punto che ha segnato un po' la svolta in tutto, ma viaggiamo sempre oltre le 250 persone ogni volta, quindi quindi lo rifate in 2? No, torniamo, no, sempre però a pienissimo regime, uno ma pieno, e le 2 signore e il maestro, insieme a Michela Vitali, sono fautori di uno dei tutti esaurito di quest'anno con il Varietà su Cechelin, dove le signorine hanno anche recitato, perché loro, ma insomma fanno... E te le ga pagate di più? Com'è? Te le ga pagate di più? Roberto, con chi te tifico? Insomma, faccio anche portavoce delle necessità di chi lavora. Come non venga a pagare come di più perché aveva anche recitato. Ho capito. Solo la gloria. Io pensavo al loro dimagrimento. Come l'impresario delle Smirne. Esatto. Invece no, per esempio leggevo, poi dopo... Sì. Leggevo che si canta meno Becò. Ma sì? Non so, te risulta? Ma non lo so, io non sarei così radicale. Sì, si canta meno Becò. No, secondo me no. Io credo che anzi sì. Tu pensi di sì? Tu sei di questa... Effettivamente, insomma, oggettivamente adesso, vabbè, insomma, quando si parla di canzone francese ci si concentra su Piaf, eventualmente Aznavour, eccetera. Becò resta un poco fuori dal... Certo, tra l'altro parlavamo prima della definizione di crooner, no? Da to croon, loro parlare, recitare suadente, chansonnière d'amour viene tradotto in francese. No, loro sempre se sa, tutto nasce la Delori, anche il pan sotto scaglio, quindi ricordiamocelo. Però il bidet, ma questo esatto, però sì, tra l'altro Sinatra è stato uno che ha pescato anche nella canzone francese. What Now My Love e Maintenant. Esatto, però penso a moltissimi altri. Tra l'altro il prossimo anno, visto il successo che abbiamo avuto quest'anno, sempre con il maestro e con Marzia Postonia sul lavoro ricordando Paolo Poli, quindi esplorando un po' quella canzone degli anni 30, toccando anche Milli e le canzoni del doppio senso. Con Marzia parlavamo ieri, uno dei titoli del prossimo anno sarà proprio impostato su queste cose. Sul doppio senso? Anche, e sulla canzone degli anni 30 del si fa, ma non si dice queste cose un po'... Come era nata Novi, esatto, e sono quelle canzoni. Sotto i Giovi, esatto, e ora non è più novizia, tra l'altro, quando è andata novizia è tornata. Allora, facciamo adesso perché sennò poi dopo dobbiamo fare i ringraziamenti. Certo, e ricordare l'appuntamento, andiamo. Okay. Vabbè, insomma, qua. Certo, si capisce che My Way, ovvio.
Strangers in the night, exchanging glances, wonder in the night. What were the chances were we sharing love before the night was... No, non arriva a quello. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, but we're embracing dance away. And every single night we've been together, lovers at first sight, and love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night we've been together, lovers at beside, and love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Dooby dooby doo, doo doo da. Abbiamo chiuso col dubi dubi du, che non si può fare a meno. Mio nonno odiava sta roba che diceva che quando qualcuno faceva così non sapeva le parole. Ah, non si ricorda le parole! C'è invece un aneddoto su un nemico un giornalista, mi sembra nemico di Sinatra, fatto fuori, sì. E dice: testimoni sostengono che dopo il fatto, lungo la via, qualcuno cantasse dubi dubi du. Allora, io ringrazio, siamo in chiusura. Io ringrazio Marco Baraben, Francesca Marsi, Elisa Colummi e logicamente Alessio Colautti. Grazie a Tele4 che ci dà sempre spazio e grazie ai tecnici in regia che hanno fatto uno sforzo. Assolutamente, perché oggi hanno fatto veramente un ottimo lavoro, come sempre. Domani ore 16:30 Teatro Miela, biglietti oggi al Ticket Point, sono domani dalle 16:30, quando cantava Frank Sinatra. E non solo. E non solo. E ricordatevi poi l'appuntamento delle 13 col pre-telegiornale, 13:20 il telegiornale, diciamo così, meridiano, e alle 19:30 il telegiornale della sera. È tutto, grazie davvero, grazie ai nostri telespettatori che hanno dimostrato di aver apprezzato assai. E con Trieste, questo cos'è? Sveglia Trieste. Sì. Con Sveglia Trieste ci vediamo lunedì alle 7 del mattino. Arrivederci a tutti e buona giornata.